Un buongiorno a tutti e un ben ritrovati con Tele4, con Sveglia Trieste, mercoledì 3 maggio. Oggi avremo ospiti Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste, e Stefano Bernobic, capogruppo della Lega, entrambi in consiglio comunale. Nella fascia oraria fra le 7:30 e le 9, dalle 9 alle 10 invece saremo in compagnia dell'assessore regionale all'immigrazione e le autonomie locali Pierpaolo Roberti. Andiamo a leggere la pagina meteo con la situazione generale che illustra il sito dell'Osmer Friuli Venezia Giulia. Una depressione mediterranea si sposta dall'Italia ai Balcani e già oggi la regione sarà interessata da correnti settentrionali più secche e stabili, alta pressione poi fino a venerdì compreso. Per oggi cielo in genere variabile con vento moderato da nord-est, più sostenuto e di Bora a Trieste, in calo in giornata. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa con temperature massime in aumento, cielo variabile sui monti. Le temperature previste a Trieste, le minime fra i 13 e i 16 gradi, le massime fra i 20 e i 22 gradi centigradi. Per domani, giovedì 4, tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso, al mattino sarà possibile maggiore nuvolosità su pianura centro-occidentale e nel pomeriggio anche sulle prealpi. Prevalenza di cielo sereno sulle zone sudorientali, venti di brezza sulla costa, 12-15 gradi le minime previste, per domani le massime fra i 18 e i 20 gradi centigradi. I titoli del piccolo di oggi, mercoledì 3 maggio, sanità, tasse e famiglie, le priorità di Fedriga, la nuova legislatura, illustrato in aula ieri il programma del mandato, in agenda anche la TAV, il PNRR e la crescita turistica. Nuova fiammata di inflazione, l'Eurozona soffre il caro energia, pagina 7, paghe più alte ma solo per 6 mesi, Landini, sciopero non escluso. La polemica dei sindacati. Per i redditi fino a 35.000 euro risparmio di quasi 600 euro. Nelle simulazioni del nuovo decreto, cuneo fiscale da Renzi a Meloni, i governi che hanno tagliato. L'analisi a pagina 4 della misura introdotta dal governo. La foto invece ci riporta a Trieste, da Broadway a Rossetti, così ridivento il fantasma. Karim Lowe nella foto insieme alla protagonista Amelia Milo è uno dei più stimati interpreti di musical al mondo, nominato agli Oliver Award e ai Tony Award, gli Oscar del teatro. Tornerà a vestire i panni del fantasma dell'opera nella produzione di Broadway Italia, che debutterà al Politeama Rossetti il 4 luglio. Lo si è incontrato a New York con l'inviato Stefano Bizzi, che dunque lo ha intervistato. Altri titoli, il taglio alto all'ONU, Cina, India e Brasile, contro Mosca un'aggressione in Ucraina. In Balcani la Slovenia indennizza la Chiesa per i boschi requisiti da Tito. A Trieste, in piazza Goldoni, la chiusura di Cren Caffè era la torrefazione dei record, con una foto della Ressa degli anni *80, poi per conquistare i giovanissimi avevamo puntato anche sui frappè, dice l'ex direttore Cattaruzza, Fulvio Cattaruzza, è la vera memoria storica di Cren Caffè, dal momento che se n'è andato il direttore per oltre 30 anni, no, dal momento che lui ne è stato direttore, per oltre 30 anni ora è andato, se n'è andato proprio con la chiusura della torrefazione del locale Cren Caffè. Un marchio che è rimasto nel cuore dei triestini. Poloiaz e il dopo Rovis. Sono subentrato nel post Rovis alla fine degli anni 90 quando era un marchio ben avviato, spiega Fabrizio Poloiaz, riprendendo la storia del Cren Caffè in piazza Goldoni. E lo champagne del Leone Alato, fra le storie Terme di Grado, il via entro giugno, nelle pagine 15 e 16 del piccolo. Pagina 2, gli aiuti alle famiglie, la sanità, i treni veloci, tra le priorità fissate da Massimiliano Fedriga. Ieri in consiglio l'illustrazione del programma del secondo mandato, giù le tasse sulle seconde case, pressing per rivedere il PNRR. Ha parlato di questo ieri mattina il presidente Fedriga nel suo discorso di indirizzo sulle linee guida dei 5 anni da qui in avanti del nuovo mandato del presidente della regione. A seguito di ciò le opposizioni non hanno fatto mancare la loro critica nei confronti della relazione di inizio anno e quindi
si preannuncia già un clima interessante nell'aula di Piazza Oberdan. Sulla lista d'attesa degli ospedali serve un piano straordinario, un'alleanza gestita dal pubblico col privato convenzionato. Nel turismo continueremo a crescere, per noi è una scelta strategica. Crisi aziendali, campanello d'allarme. Insieme liberi, ok al ricorso, un centinaio le sezioni in ballo. Agli avvocati il mandato di depositare i documenti. La conferma arriva da Ugo Rossi, consigliere comunale di Trieste del Movimento 3V. Sì, faremo ricorso per il mancato accesso della lista Insieme Liberi al riparto dei seggi del Consiglio regionale. Secondo Rossi mancano 77 voti per il superamento della soglia di sbarramento del 4% e la conseguente elezione nel caso quei voti venissero recuperati a seguito di riconteggio di un paio di candidati, il più votato a Udine, lo stesso Rossi, 400 preferenze, e il più votato a Trieste, Marco Bertali, che di preferenze ne ha avute 421. Il centrodestra pronti a dare futuro ai giovani, opposizione all'attacco, retorica e omissioni, toni diversi nei commenti a caldo da parte dei nuovi capigruppo. Bordin della Lega, che è il Presidente del Consiglio, attendiamo contributi e critiche, poi piena operatività. Il nodo del clima, secondo Massimo Moretuzzo, iter decisionali da rivedere sul fatto che l'Aula sia chiamata a scelte di prospettiva evitando scontri ideologici che si riflettono solo sui cittadini, siamo tutti d'accordo, commenta il capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti, ma questo va declinato nei fatti, non in appelli di facciata alle opposizioni, poi puntualmente scavalcate nei processi decisionali. Il Partito Democratico prosegue con un'opposizione senza sconti ma costruttiva, ma si aspetta reciprocità, ha detto Moretti. Un lavoro lungo. Invece, dopo aver vinto le elezioni, Claudio Giacomelli dice il centrodestra si è presentato con la sua giunta definendo un programma ambizioso ma al contempo realistico. I punti chiave sono stati illustrati: infrastrutture, famiglia, il problema della denatalità, la sanità, con un piano straordinario emergenziale sulla lista d'attesa. Sarà un lavoro lungo, ma penso che andrà bene come l'altra volta. Queste le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli. Onsel, discorso molto superficiale, avremmo preferito sentire parlare di una politica a favore degli alloggi per tutti. Di Bert dice un piano chiaro e lineare per mettere a terra una serie di riforme importanti dalla salute allo sport. Sfide dell'economia con le manovre del governo, tasse sul lavoro, a Renzi va il primato del taglio, Meloni insegue ma è lontana. L'ex premier finanziò gli 80 euro con 10 miliardi di spesa, alle sue spalle Conte con 8 miliardi. Qui il volto dei due, poi c'è anche Romano Prodi. Il primo grande taglio del cuneo fiscale da 7 miliardi e mezzo risale al 2007 con l'esecutivo Prodi. Lo scorso anno lo stanziamento del governo Draghi per il taglio dell'IRPEF fu di circa 7 miliardi di euro, 8 quelli invece operati da Conte, 10 in totale quelli che sforbiciò Renzi. Lavoriamo per un taglio strutturale sulle pensioni, opzione 41 per tutti. L'intervista al sottosegretario del lavoro Claudio Durigon, sosteniamo i salari contro l'inflazione. L'effetto cuneo, la mossa del governo, vale 591 euro per i redditi fino a 35.000 euro, il beneficio sarà spalmato sugli ultimi 6 mesi dell'anno. Queste le simulazioni dopo la firma del decreto lavoro, il taglio del cuneo fiscale in busta paga che ricordiamo fino almeno alla fine dell'anno sarà operativo, con una retribuzione lorda dai 10.000 ai 35.000 euro. La simulazione in questa tabella registra una totale ulteriore riduzione nell'anno 2022-2023 e nell'anno 2023 negli ultimi 5 mesi di diverse centinaia di euro, chiaramente vanno in proporzione alla fascia di reddito e quindi a questo segue poi la riduzione totale che viene applicata dal governo Meloni, riduzione al 7% e al 6%, il totale nell'anno 2023 poi porta fino a 591 euro di risparmio per le famiglie che hanno un reddito lordo fino a 35.000 euro, a scendere poi fra i 10.000 e i 15.000 si passa dai 270 ai 400 euro circa. Qui si parla a famiglia. C'è il 730 online con le nuove aliquote dall'11 maggio che alla precompilata. Lo scontro invece politico, il taglio del cuneo fiscale per 6 mesi, Landini dice non esclude uno sciopero.
miope puntare sulla transizione verde e digitale e poi non tenere conto nel rapporto deficit-PIL. La strategia delle città, i comizi delle comunali per uscire dal palazzo. Nel frattempo l'inflazione rialza la testa, il costo dell'energia si fa sentire in tutta l'Eurozona, aveva iniziato a scendere, invece è risalita e di molto, dal 7,6 all'8,3%, il governo non ha stanziato fondi per adeguare i salari, mancano risorse per il 2024. Qui il grafico della fotografia dell'andamento dell'inflazione in Italia e nell'area euro c'è stato un calo dopo l'inizio del 2023, ora però il trend guarda una risalita. Ecco come svuoteremo Lampedusa. Il questore di Agrigento, l'hotspot cambierà ma non sarà ampliato. Arriva la CRI e si fermeranno solo gli uomini, se fallisco mi dimetto. Queste le parole del questore di Agrigento, deciso più che mai in questa operazione di rilancio delle strutture di Lampedusa. Meloni incontra il cancelliere austriaco, servono nuove regole, maltempo ferma gli sbarchi, necessaria la cooperazione fra paesi. Ecatombe russa, in 5 mesi morti 20.000 a Bakhmut e nell'est del paese, più che in Cecenia e Afghanistan. Washington dice l'offensiva di Mosca è fallita, Mosca nega, cifre inventate, secondo il Cremlino. Cina, India e Brasile contro Mosca all'ONU, quella del Cremlino è un'aggressione, la votazione all'Assemblea Generale, giallo sulla mediazione vaticana per la pace. Qui intanto in foto Vladimir Putin. La Slovenia risarcisce la Chiesa per i boschi nazionalizzati da Tito, chiusa la partita per le zone di Pokljuka e Mozirie con 22,6 milioni di euro, pendenti ulteriori ricorsi. A Lubiana, aereo di Stato, polemiche per l'uso improprio attorno a alcune figure. Sul ponte che divide Mitrovica torna la tensione tra serbi e albanesi. Crociere, Fiume ci riprova l'atteso arrivo di 16 navi, previsto lo sbarco di poco più di 30.000 passeggeri, lontana l'accelerazione delle ultime annate pre-Covid. 6 le unità per la prima volta all'ormeggio nel Golfo, qui una delle Norwegian Gateway attesa a Fiume nel mese di luglio. Andiamo avanti con la cronaca nazionale, stupro dopo lo spritz, se la cava con 4 anni, la vittima così lo si autorizza a rifarlo. A Milano 2 anni fa ha drogato marito e moglie e abusato di lei davanti alla figlia, pena ridotta in appello e poi si parla di violenza sulle donne. Questo viene raccontato da Monica Serra in questo articolo che fa riflettere perlomeno su quella che è la condanna che è stata comminata all'imputato in questione. Dalle IT Girls Biondo Platino ai guru di viaggi e ricette, ecco gli influencer del Friuli Venezia Giulia. La prima a farsi strada è stata Taylor Mega, oggi 2,8 milioni di followers su Instagram, a seguirne le orme altre icone beauty, ma anche sportivi e autori di video a ruota libera. L'udinese Taylor Mega all'anagrafe Elisa Todesco, questa foto su Instagram proprio della stessa donna. Sport e disabilità, Cristian Savonitti, sportivo e con una particolare sensibilità al sociale. Il 27enne di Gemona del Friuli è seguitissimo su Instagram, da sempre appassionato di moto. La sedia a rotella sulla quale è costretto a seguito di un incidente non gli impedisce di dilettarsi in salti acrobatici su rampe di freestyle, con il quale ogni giorno ispira 27,6 mila followers. Il suo messaggio è: la disabilità non deve precludere i sogni, ha detto questo ragazzo. Licia, star del web a 93 anni, mi mostro senza filtri e inseguo ancora i miei sogni. In questa foto la 93enne Licia Ferz ha 221.000 followers sui social network. A giugno l'arrivo del primo lotto delle terme marine di Grado, l'annuncio dell'assessore Bini, intervento da 5 milioni e mezzo, l'attuale struttura ha 50 anni. Rispolverata la Battera dei Siuri che parteciperà al prossimo Perdon, la musica, la bella scenografia della spiaggia e le mostre nell'offerta del 1° maggio. Economia, Leone Alato con lo champagne mossa dei vini di alta gamma, croceristica di lusso, Fincantieri consegna la nuova Vista a Ocean, questa la nave da crociera Vista. Mazzoncini confermato amministratore di A2A per le nomine della multi-utility. In 3.000 a Trieste per difendere il lavoro e chiedere risposte sulla crisi Varsila, in primo piano anche le incertezze sull'attività della Tirso. Il futuro della città non può dipendere
solo dal turismo. Ceccarelli Group investe ancora e apre un nuovo polo logistico a Pordenone, la quarta sede in regione. Mediobanca, Caltagirone raddoppia, l'imprenditore romano è salito il 9,99% del capitale della banca, guidata dal AD Alberto Neghella. Andiamo poi agli articoli di Weber e Perini. Se la precarietà cresce da 30 anni, scrive Roberto Weber, Giorgio Perini, il pericoloso ostruzionismo dell'Italia sui soldi del MES, 2 articoli di commento su fatti attuali. Trieste, la chiusura del Crane Café, dai record anni 80 alla chiusura attuale con Crane Café Stop, ha un pezzo di storia. Ieri si è occupato di tutto ciò Marco Stabile nel servizio che ora vi riproponiamo. Intanto i numeri: 1950 è l'anno zero, primo Rovis si inventa la miscela Crane Café e da lì parte l'epopea. 1982, il 12 giugno di quell'anno, il clamoroso assalto ai clienti jugoslavi fermati dai carabinieri e dalla polizia. 5.000 e anche più sono le tazzine di caffè che il bar di Piazza Goldoni riusciva a vendere in un giorno. Questi i numeri e le date che vengono riportate all'interno del piccolo, anche un po' di immagini, foto storiche e più recenti, lavori di ristrutturazione anche negli anni più vicini a noi. Così lanciamo i frappè, conquistammo pure i giovani, fasti lontani ma il marchio resta nel cuore dei triestini. Fabrizio Poloiaz subentrò nell'attività alla fine degli anni 90, nuovi locali e diverse abitudini di consumo, declino progressivo. Fulvio Cataruzza fu il responsabile del bar dal 1958 al 1990, l'impegno quotidiano era massacrante ma si lavorava con gioia, hanno detto sul Crane Café. L'Ateneo in Porto Vecchio con gli infermieri del futuro, nella centrale idrodinamica spazi per le lezioni e laboratori, per le esercitazioni. Il rettore di Lenarda dice in sicurezza per il prossimo triennio, poi andremo a Cattinara. Questo l'avvio delle lezioni proprio nella nuova sede che è stata adeguata ad hoc. Invece nella sede del C-Lab gli effetti della tecnologia blockchain lunedì all'ex ospedale militare. Nella pagina successiva, superata la pubblicità, immobili economici seconda casa, ecco come Ilia sta cambiando l'IMU, la nuova imposta regionale non tocca la prima proprietà. L'assessore al bilancio del comune di Trieste Bertoli dice: vantaggi per il contribuente, più autonomia fiscale dei comuni, il nodo delle aree fabbricabili. La tassa andrà pagata entro il 16 giugno e il 16 dicembre con i bollettini di Esatto. Area ping pong illuminata al Giardino dei Tommasini, la seduta in sesta commissione, qui in foto l'assessore Michele Babuder. La Confsal al fianco dei lavoratori sfruttati in piazza Venezia. La Fesica Confsal ha manifestato lunedì 1 maggio in piazza Venezia all'insegna del motto per un 1 maggio alternativo. Si rifanno soprattutto ai contratti dei dipendenti museali dei musei civici di Trieste che hanno un salario sotto soglia e per i quali viene chiesto un adeguamento immediato. Una nuova parete di arrampicata nel Palarock di via Frescobaldi, il comune con il supporto della regione stanzia 213.000 euro per sistemare e rafforzare l'impianto dedicato proprio all'arrampicata. La stagione di Portopiccolo va salvata, non solo la Minor Hotel in corsa per le strutture ex PPN, il portavoce Velluti al lavoro per un risultato in tempi rapidi. La società thailandese ha già effettuato vari sopralluoghi nel comprensorio. La messa per il lavoro del vescovo Trevisi nel 1 maggio, questa è una delle foto del piccolo. La cronaca: incidente in salita di Zugnano, si sente male alla guida e urta 5 auto in sosta. Teatro, letture, conferenze, ritorna la notte dei classici. Invece, andando verso Sgonico, dai lavori alla protezione civile, l'alleanza Sgonico-Morrupino, la convenzione sottoscritta dalle sindache Crovatin e Cosmina, gestione di una serie di temi accentrata in un organo per le 2 amministrazioni, altro accordo sul conferimento dei rifiuti, un unico centro di raccolta per tutti i residenti. Duino Urisina, il DUP bocciato dall'opposizione, pochi aiuti alle famiglie, botta risposta anche nel centrodestra riguardo alcuni temi proprio del comune di Duino Aurisina. Siamo a Muggia, l'inno alla venezianità che il Duomo di Muggia canta ogni giorno grazie alla sua facciata. Il recente intervento di recupero ha rilanciato quel senso di prestigio e di appartenenza acquisito dopo l'atto di redenzione
di dedizione del 1420. La foto del giorno, formazione congiunta fra il CNSAS e l'emergenza di Asuggi, e poi quello scavo da sistemare. Scrive il lettore Enrico Milotti, doverosa segnalazione di chi di competenza. Da molto tempo è stato fatto uno scavo tra la via Puccini e la via Cimarosa che restringe di fatto l'immettersi dei vari mezzi, ma soprattutto costituisce un serio pericolo per le mamme che portano i loro bambini all'asilo nido, e viene qui richiamato con foto all'interno della pagina delle segnalazioni del Piccolo. Noi ci spostiamo invece al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, poi l'aggiornamento mattutino. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Sì, allora la notte è trascorsa tranquilla per noi, solo interventi di routine e il maltempo non ha creato particolari disagi. Per quanto riguarda la viabilità adesso è scorrevole, non prevediamo un traffico particolarmente intenso ma nella norma stagionale. Per quanto riguarda invece le manifestazioni previste questa mattina ne abbiamo due, una diciamo già in atto in quanto siamo già sul posto, in quanto verrà interdetto il transito sulla bretella che porta dalla rotatoria di Viale Miramare verso il Porto Vecchio, verso il magazzino 27-28, in quanto in questo sito si vogliono manifestazioni, ci vediamo in biblioteca. La strada verrà chiusa al transito, consentito solo ai mezzi interessati alla manifestazione e ai mezzi pubblici, siamo già sul posto per le deviazioni. Inoltre alle ore 11 ci sarà una cerimonia di commemorazione presso la foiba di Basovizza organizzata dalla Guardia di Finanza. Anche qui si poteva avere dei brevi interruzioni sulla strada di collegamento fra la strada statale e la foiba di Basovizza stessa. Naturalmente siamo anche qui sul posto per la viabilità e quant'altro. Per il pomeriggio non sono previste manifestazioni, neanche particolari cantieri che vadano a impattare sulla viabilità, e con questo restituirei la linea. Grazie, allora una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. È stato un aprile più freddo del solito, quello in Friuli, Venezia e Giulia. Ne abbiamo parlato ieri con i previsori dell'Osmer, andando a guardare anche poi a quelle che sono le condizioni, le previsioni per i prossimi giorni. Ancora qualche giornata di freddo, poi tornerà il caldo, la temperatura del mare però è servita soprattutto per la fauna e la flora ittica. Andiamo avanti a leggere la cultura. Karim Lo, il mio fantasma, una storia d'amore senza fine che riesce a toccare tutti. Sono stato profugo a Ostia tra il 78 e 79, di Trieste mi affascina l'idea che si trova sull'ex blocco orientale. Spettatori in arrivo da 52 paesi, compresi Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, nonché Inghilterra. A gran bassi è un sogno che si avvera molto presto e non resterà l'unico titolo, dice il presidente dello Stabile, che qui si presenta con la sua squadra. Niente da dichiarare, in scena la Sala Luttazzi, le storie della Prepusnitsa. Il Tartini festeggia 120 anni con Kalinikov e Sansen. Andiamo alle pagine sportive. Trieste, ecco come può salvarsi, si ferma De Angeli, Bossi MVP, domenica la trasferta a Brindisi in caso di vittoria e salvezza, altrimenti bisognerà aspettare i risultati degli altri campi. Il play miglior italiano dell'ultimo turno, un applauso proprio da parte del pubblico e poi degli addetti ai lavori alla partita di Bossi nella sfida contro Verona. L'Interclub Muggia festeggia il ritorno del torneo cadetto Bevitori, gruppo cresciuto in Serie C femminile. Questa è la foto dell'Interclub Muggia, neopromossa in Serie B con una C di alto livello e dunque la meritata promozione. Gode a 6 play-out, la Triestina sta bene ma ora deve fare gol. Il tifo sarà un'arma, l'Ariete di Medea scusate, l'Ariete di Medea ha disputato 3 spareggi con l'Unione, errori clamorosi di mercato hanno pesato molto, ha detto Godeas in questa intervista al Piccolo. Istanza del Piacenza Calcio al Consiglio di Lega Pro per bloccare gli spareggi, il caso pergolettese. Il Piacenza, come aveva preannunciato dopo la notizia dell'esposto su Pergolettese Triestina, gioca tutte le sue carte per cercare di bloccare gli spareggi salvezza. Ieri la società emiliana si è mossa infatti su 2 fronti. Ha innanzitutto presentato istanza al Consiglio direttivo di Lega Pro affinché provvede all'immediato rinvio delle gare di play-out e per avere risposte in tempi brevi ha annunciato che nelle prossime ore verrà depositato il ricorso anche al Tribunale Federale Nazionale
affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei play-out del girone A. Questa la mossa del Piacenza che, se invece verrà tutto, cioè non verrà presa in considerazione la sua protesta, allora andrà in Serie D, in quanto ultima arrivata e dunque retrocessa. Torneo delle Nazioni Under 15, l'Italia KO in finale con l'Eire, sconfitta 2-1 degli azzurri, a Vincenzo Prisco il premio per il miglior giocatore. Oggi al Colaussi di Gradisca l'epilogo del torneo femminile tra Azzurre e Bosnia. Qui il podio e quindi la meritata celebrazione dei vincitori dell'Irlanda in questo torneo delle Nazioni Under 15. Per il ciclismo sabato il Giro, Ganna sogna la prima maglia rosa. Andando poi a vedere ancora il calcio, scudetto, partito il countdown del Napoli, in Champions League è corsa a 6 squadre, Frosinone di Grosso è stato promosso intanto in Serie A dalla Serie B. La pallanuoto, Trieste sfida il Posillipo per centrare un posto in Europa per la pallanuoto maschile, parte la corsa per conquistare il quinto posto che darà accesso alla prossima Eurocup, gara 1 oggi alle 20 alla Bianchi, sabato la trasferta in Campania. Trieste al via i playoff, oggi match con Lanzara per la pallamano e biancorossi con lo sponsor Step sulle maglie, debuttano stasera nelle Final 8 Gold. Oveglia, dirigente e direttore della pallamano, dice siamo pronti, qui in foto il portiere Postogna. Altura promosso in Serie C contro il Favri, arriva la sesta vittoria consecutiva, la gioia dell'Altura, neopromossa in Serie C per la pallavolo maschile, e quindi l'ultima notizia sportiva del piccolo è quella che vi abbiamo appena letto. Tornando invece alla seduta di ieri del Consiglio regionale, andiamo a sentire le parole del Presidente Federiga, subito dopo anche le opposizioni, su quella che è stata la relazione di apertura del suo mandato, in quanto ieri prima seduta del Consiglio regionale che ha aperto dunque alla consigliatura dopo la presentazione degli assessori, 8 su 10 riconfermati, i due nuovi sono i due assessori di Fratelli d'Italia, Amirante e Anzil fra l'altro anche con la carica di vice governatore. Ieri sono state dettate le linee guida proprio regionali che hanno toccato tutti gli argomenti, ma sul quali poi Federiga in alcuni di essi si è soffermato. Ci troviamo di fronte quindi a sfide epocali, in un contesto di repentini cambiamenti e profonda instabilità. Ne siamo ben consapevoli. Ed è per questo che la nostra azione impone di unire alle più elementari responsabilità che deve avere un amministratore pubblico il principio di lungimiranza. Il presidente della regione Massimiliano Federiga ha dettato l'agenda da qui ai prossimi 5 anni, oggi nel corso del discorso di inizio consigliatura che illustra al Consiglio regionale le linee programmatiche dell'esecutivo. Programma nel segno della continuità politica e amministrativa, vista la riconferma di 8 assessori su 10 e che fra le priorità pone al centro il processo di riforma sanitaria avviata nel 2019. Dobbiamo mettere a terra la riforma del 2019, bloccata dalla pandemia, ma che oggi può trovare delle risposte importanti e sicuramente si inserisce all'interno di un contesto nazionale di sanità pubblica che trova dei problemi legati alla mancanza di medici, infermieri, di personale sanitario in genere. Noi abbiamo incrementato il fondo più delle altre regioni proprio per andare a recuperare le liste d'attesa. Siamo la prima regione in Italia nell'utilizzo dei fondi anche messi a disposizione a livello nazionale, vogliamo aumentare ancora di più. Questo però ci sarà permesso soltanto se il governo nazionale toglie quei limiti che ci sono per esempio anche nella collaborazione col privato convenzionato che possono alleviare le liste d'attesa. Voglio ricordare a chi ascolta che il privato convenzionato non è il privato dove il cittadino paga, ma è dove c'è la convenzione, quindi una prestazione gratuita e universalistica, semplicemente la struttura invece che pubblica e privata. Federiga è molto attento anche ai finanziamenti PNRR e al coinvolgimento con le regioni, fino a poco tempo fa escluse a sua detta dal dialogo con il governo. Sembra normale mettere a disposizione nel PNRR 500 milioni di euro per Cinecittà e non finanziare, visto che i tempi non ci sono, la tratta Venezia-Trieste per quanto riguarda le ferrovie? Perché non si finisce nel 2026? L'ho capito.
Ma vuol dire allora non utilizzare quei miliardi di euro per le scelte strategiche del Paese, ma vengono utilizzate perché bisogna spenderle a prescindere. Un auspicio anche verso l'accelerazione dell'iter che riporterà un ente intermedio simile alle province in Friuli Venezia Giulia, mercé al momento del lavoro del Parlamento. Abbiamo aspettato ovviamente la nuova legislatura, però spero che il Parlamento, quindi Camera e Senato, a breve possano approvare almeno in prima lettura il testo di legge che abbiamo inviato e approvato dal Consiglio regionale, così da avere a disposizione uno statuto che ci permetta di operare in modo definitivo sul processo che abbiamo già iniziato, ovvero di un riassetto istituzionale regionale che possa dare migliori risposte al cittadino. Leggiamo una notizia da Trieste prima, andando a chiudere questa rassegna stampa. Morto a 19 anni con la moto, scatta la raccolta fondi per aiutare la famiglia. L'iniziativa è stata ideata dagli amici di Denis Vidau, che hanno deciso di lasciare un salvadenaio nei luoghi più significativi per il giovane. Questa la foto poi del ragazzo, l'incidente è di qualche giorno fa, lungo strada nuova per Opicina. Ancora per la cronaca, volano pugni in piazza Goldoni, malmenati padre e figlio, l'aggressore in fuga. Scontro sulla 202 tra camion e auto, una famiglia polacca in ospedale, fortunatamente le condizioni non sono gravi per questa famiglia rimasta ferita in questo sinistro sulla 202. Andiamo in pubblicità, ritorneremo tra poco in compagnia di Riccardo La Terza di Adesso Trieste e di Stefano Bernovic della Lega. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, 7:34 minuti di mercoledì 3 maggio. Buongiorno e benvenuto a Riccardo La Terza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno anche al capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Stefano Bernovic. Grazie, buongiorno a tutti. Città che si riscopre turistica, La Terza. Ho visto un suo post su Facebook qualche ora fa, se vogliamo dirla tutta. Perché pro e contro del turismo in città, della spinta che abbiamo visto anche i ponti hanno portato, anche la concomitanza dei giorni ha aiutato, bisogna dire, che hanno portato in città, però c'è un però da parte sua, è vero? Sì, mi ha colpito un titolo dell'edizione online del Piccolo, se non sbaglio di ieri, che titolava una cosa del tipo invasione di turisti in città, la città si deve riadattare. Ecco, io penso che Trieste sicuramente si debba riadattare, si dovrebbe però riadattare innanzitutto sulla base delle esigenze di chi questa città la vive ogni giorno, chi vorrebbe viverla ogni giorno perché magari si vuole trasferire e vuole costruire la propria vita nella nostra città. Il turismo ovviamente, come ogni altro settore economico, può contribuire allo sviluppo e alla crescita della città, ma può farlo solo a condizione che sia compatibile appunto con i diritti basilari di chi vive quotidianamente una città, il diritto a muoversi col trasporto pubblico, il diritto a trovare una casa a prezzi accessibili, il diritto a vivere in un ambiente salubre dal punto di vista della qualità dell'aria, dell'inquinamento e via dicendo. Per cui a me sembra che alle volte si stia un po' ribaltando, no? Il problema. Se conosciamo quali sono le distorsioni in qualche modo di questo tipo di economia, sappiamo per esempio che una parte purtroppo consistente del lavoro che si crea, diciamo, grazie al turismo è un lavoro precario, intermittente, molto spesso in nero. Ho letto sempre qualche giorno fa un articolo di un quotidiano nazionale sulle ispezioni che sono state fatte negli ultimi mesi nei bar in tutta Italia. E il 75% di queste attività che sono state ispezionate, parliamo di centinaia di attività in tutta Italia, avevano dei dipendenti, tra virgolette dipendenti, perché erano lavoratori in nero. Chiaramente non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, no, c'è chiaro. Chi fa impresa in maniera, come dire, onesta, pulita e contribuisce ovviamente allo sviluppo della città e va aiutato e va anche ringraziato in qualche modo, però non possiamo chiudere un occhio rispetto al fatto che appunto in molti settori caratterizzati dall'economia turistica il tipo di lavoro che purtroppo si trova è questo. Facendo un altro esempio che riguarda più direttamente invece il comune, conosciamo tutti la vicenda degli operatori museali, il 1° maggio appunto loro hanno scioperato per un'altra volta perché è una mobilitazione che va ormai avanti da diverso tempo. Ho letto anche qui su Facebook qualche lamentela di qualche triestino che diceva avevo degli ospiti in città che non hanno potuto visitare questo o quel museo perché era chiuso, perché gli operatori erano in sciopero, e mi sono permesso di far notare che se è così importante
tenere aperti i musei anche in una giornata festiva come il 1° maggio, e io penso che sia importante perché chiaramente sono un presidio culturale della città, sono un pezzo di patrimonio importante che va valorizzato, allora però non possiamo pensare di pagare chi ci lavora dentro 4,20 € all'ora. E qua ovviamente, a differenza magari dei bar dove insomma, un'istituzione locale magari può fare poco, nel caso invece degli operatori museali c'è un margine importante per intervenire. Altro tema fondamentale che sta diventando sempre più urgente, forse ce ne eravamo un po' scordati perché tutto sommato il mercato immobiliare di Trieste rispetto ad altre città prima della pandemia era un mercato abbastanza accessibile, è che in realtà sta diventando sempre più difficile trovare una casa in affitto a Trieste, in affitto lungo. E questo ovviamente per tante ragioni. Una di queste è che c'è un patrimonio immobiliare sfitto molto ampio. Prima, appunto, sempre prima della pandemia si parlava di 13.000 case sfitte in città, molte di queste magari non sono disponibili perché sono fatiscenti, non sono ristrutturate e via dicendo, però l'altro elemento importante che registriamo in analogia con altre città che hanno già visto questa ondata di turismo di massa prima di noi, è che per molti diventa molto più conveniente fare l'affitto breve, quindi mettere la casa, la seconda, terza casa, insomma chi ce l'ha su Airbnb, piuttosto che metterla in affitto lungo, perché con 120 giorni di affitto breve si guadagna tanto quanto con un anno intero di affitto lungo. Allora, è ovvio che il singolo privato in una condizione in cui non ci sono regole sostanzialmente può fare quello che vuole. Ed è per questo motivo che pensiamo che, siccome ancora non abbiamo visto del tutto il dispiegarsi di questo problema, ma già si iniziano a vedere delle difficoltà nell'accessibilità alla casa per chi la cerca sul mercato, sarebbe necessario regolamentare in maniera più forte quel tipo di settore, limitare il numero di affitti brevi, fare in modo che ci sia uno stock abitativo, diciamo una certa quantità di case anche sul mercato privato che sia effettivamente disponibile, perché anche tante persone che si vogliono trasferire in città, e su questo c'è da riconoscere che c'è una piccola inversione di tendenza, cioè c'è un aumento di diciamo immigrazione anche interna nei confronti della nostra città. Questo è un dato assolutamente positivo, però queste persone vanno messe nelle condizioni di poter trovare una casa dignitosa, di poter avere l'accesso ai diritti che spettano a chi vuole vivere in una città. Bernobic, i luci e ombre del turismo in città. Cosa mi dice lei? Abbiamo detto tante cose, in questo intervento Riccardo ha spaziato su vari argomenti. Allora iniziamo a dire che il turismo a Trieste, diciamo, l'abbiamo forse riscoperto veramente in maniera importante negli ultimi anni, e la città non era preparata, forse tanti anni fa nemmeno si poteva credere quanto turismo Trieste possa avere. Quindi diciamo, io cito il problema dei parcheggi ad esempio, che è quello principale che ci sta a cuore, ma sta a cuore a tutti, nel senso che notiamo tutti l'arrivo della nave, l'arrivo di tanti turisti, dall'altra parte c'è questa problematica dei parcheggi. Trieste magari deve attrezzarsi, come è stato detto, è vero, ci sono i pro e i contro, però da questo punto di vista non è che dobbiamo dirci no, il turismo allora non lo vogliamo, dobbiamo attrezzarci perché il turismo fa parte dell'economia ormai consolidata di Trieste, cioè il turismo, il porto, la scienza, l'industria fanno parte dell'economia cittadina e va valorizzata sotto vari punti di vista. Ecco, su una cosa magari non sono d'accordo, che è quella che si era detto dei contratti di lavoro che magari sono intermittenti così. Invece noi dobbiamo creare il turismo tutto l'anno. Cioè, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente è più facile averlo magari d'estate o nei ponti, però con mostre, con eventi e con un turismo, le scolaresche le abbiamo viste tante, quindi tutto l'anno bisogna fare in modo che chiaramente il lavoro che viene generato possa venire come spalmato durante tutto l'arco dell'anno. Noi ci crediamo e si lavora sicuramente in tal senso. Quello dei posteggi, dice bene, è un problema a macchia di leopardo in certe aree della città, in particolare quelle battute dal turismo. Un esempio probabilmente iconico è il Castello di Miramare, perché è uno dei luoghi più visitati per chi tocca almeno la provincia di Trieste, però quando poi si entra dal bivio verso, diciamo, la strada di Miramare
se si trova un posteggio si è quasi fortunati come la vittoria all'otto, se non lo si trova ci si ingorga nel dover uscire da quella strada, con chi invece in quel momento entra, più i camion, più i pullman, sì. più i turisti a piedi, e quindi quello là diventa un calvario a volte. Come si risolve questo problema? O meglio, perché non si risolve questo problema alla terza? Beh, non si risolve in quell'area, ma come in tante altre aree della città, perché siamo ancora legati a una logica che non solo è una logica del passato, ma è una logica che è dimostrato proprio nei fatti che non funziona, per cui il problema dei parcheggi in una determinata area della città si risolve creando più parcheggi, cioè creando nuovi attrattori di traffico in aree dalle quali tendenzialmente vorremmo togliere le auto. Faccio l'esempio delle rive. Sì. Sulle rive ormai è da credo 3 anni che si promette la rimozione di tutti i parcheggi, diciamo, fronte mare, per liberare quell'area che sarebbe veramente un bellissimo spazio pubblico fruibile dai cittadini e anche dai turisti, perché no, veramente unico, affacciato sul mare Adriatico. Ancora questa cosa non è avvenuta. E noi ci auguriamo che avvenga, perché siamo assolutamente d'accordo col fatto di restituire quell'area alla cittadinanza, però non si può pensare che la soluzione sia quella di scavare un buco letteralmente sott'acqua, sotto la marittima, per creare un parcheggio che sostituisca, diciamo, sotterraneo, che risolve il problema, diciamo, dal punto di vista estetico in qualche modo, no? Le nasconda alla vista delle persone, ma sostanzialmente rimane un grandissimo attrattore di traffico in pieno centro, che è un po' il modello del Parco San Giusto, che diciamo, funziona nel senso che è pieno, ma ci impedisce, almeno nel breve termine, di ripensare tutta quell'area, magari anche là chiudendola o comunque limitando fortemente il traffico. Perché? Perché abbiamo creato un enorme attrattore in pieno centro. Allora la soluzione è un'altra, la soluzione passa per 2 elementi principali. Il primo è sicuramente quello di un forte incentivo e rafforzamento anche infrastrutturale, diciamo, del trasporto pubblico. Noi siamo convinti, e lo abbiamo detto tante volte, che sul fronte mare della città, potenzialmente da Miramare fino a Campomarzio, e poi magari sfruttando in parte anche la ferrovia esistente, vada creata una linea di trasporto pubblico ad alta capacità, un tram, come in tante altre città europee, e in quel caso lì avendo appunto a disposizione un mezzo di trasporto che può modulare anche, no, la sua capacità, nel senso che, per esempio, a differenza di un'Eurovia che ha una capacità oraria fissa, cioè che non puoi aumentare o diminuire la capienza, diciamo, di quel tipo di mezzo di trasporto, ovviamente un tram è molto più flessibile, nel senso che aumentando o diminuendo le corse c'è la capacità, per esempio, di rispondere a croceristi che arrivano e devono andare a Miramare tutti insieme, no, tendenzialmente. L'altro tema è quello dei parcheggi, che non è che non servono in assoluto. Ovviamente servono, anche se auspichiamo nel lungo periodo di poter fare a meno sempre di più del mezzo di trasporto privato, però serve pianificarli in maniera attenta, quindi fuori dal centro, collegati, appunto, integrati con il trasporto pubblico in aree già urbanizzate, quindi senza abbattere alberi o distruggere ecosistemi per creare parcheggi nuovi. E purtroppo da questo punto di vista devo registrare che non c'è la pianificazione che servirebbe. Faccio un esempio concreto. Nel piano regolatore approvato a suo tempo nel 2015, una delle aree che erano individuate per fare un grande parcheggio di scambio che potesse servire appunto anche a raggiungere più agevolmente il centro era l'area dell'ex Fiera. Sì. Il piano regolatore prevedeva in quell'area là di creare un parcheggio di scambio che sarebbe stato molto comodo. Perché da quell'area si arriva comodamente dalla grande viabilità facendo via Carnaro, e poi hai un grande asse, Viale D'Annunzio, via Carducci, sul quale magari si sarebbe potuto anche lì potenziare ulteriormente il trasporto pubblico, con il quale arrivare in centro in 10 minuti potenzialmente, no? Il fatto che il Comune abbia poi venduto, anziché realizzare quella previsione del piano regolatore, abbia venduto quell'area ai privati e poi abbia cambiato il piano regolatore per permettere a quei privati di non fare quanto previsto dal piano regolatore, cioè un parcheggio, magari anche in regime pubblico-privato, come si è fatto in tanti altri contesti, ma di fare un centro commerciale che ancora non c'è, ma so che quando ci sarà non porterà gli stessi benefici che avrebbe portato invece una soluzione di quel tipo, è un problema. Allora non si può inseguire un problema sul quale siamo tutti d'accordo esiste il problema. Per risolvere il problema va fatta un'adeguata pianificazione, non si può pensare semplicemente che nascondere, diciamo, le auto come si vuole fare sulle rive sia una vera soluzione. Allora, Bernovic, poi abbiamo la telefonata.
Ma il fatto che un parcheggio in zona al posto della fiera possa essere comodo, questo la vedo anche difficile, se non so, a qualcuno sì, ma secondo me andare a parcheggiare in zona fiera non penso che possa essere agevole per molti. No, noi siamo dell'idea che sicuramente vanno realizzati parcheggi, vanno realizzati fuori dalle rive, perché quell'obiettivo è quello di togliere le auto, su questo siamo d'accordo, dal fronte mare. Ormai se ne stiamo un po' abituando con l'arrivo delle navi, quindi il fronte mare è bello così, senza auto e senza c'è la possibilità di passeggiare e camminare senza vedere questo ingombro anche dalla piazza verso il mare. Però d'altro canto bisogna trovare giustamente i parcheggi. C'è l'idea del mercato frutticolo da una parte e dall'altra parte adesso c'è il Molo Quarto, che infatti quelle auto che sono adesso parcheggiate lì andranno in un parcheggio coperto, c'è anche quello da togliere alla vista, perché le auto parcheggiate così non sono sicuramente belle. Vanno realizzati questi contenitori quindi ai lati dell'ingresso in città. Poi un autobus elettrico continuo che porti i turisti in centro città, un ring, perché anche sulla pedonalizzazione noi siamo sicuramente favorevoli, ma fatta chiaramente e pensata in maniera razionale. Quindi un parcheggio mercato ortofrutticolo con un collegamento veloce, moderno, elettrico, facciamo quello che è indispensabile anche per l'ambiente, perché questo è importante comunque, andare incontro a queste esigenze, per fare in modo che il turista, ma anche il triestino, perché non è che può parcheggiare chiaramente, c'è qualcuno che è obbligato a usare anche i mezzi, cioè non è che uno possa per forza utilizzare l'autobus, che secondo me a Trieste comunque gode di un servizio di trasporto pubblico davvero bello, davvero importante, davvero moderno, perché con gli autobus che noi abbiamo veramente siamo nei primi in Europa nella qualità del servizio. Ricordiamo che tante volte i mezzi che noi dismettiamo vengono acquistati da altre città che li mettono in uso in Italia, in varie zone, quindi noi abbiamo un parco veicoli importante. Per cui comunque vanno incentivati i parcheggi al di fuori della città, ma non solamente in periferia. Sicuramente in periferia vediamo che ad esempio io cito Piazzale Cagni, viene utilizzato quotidianamente da chi arriva magari appunto dalla periferia stessa, parcheggia lì e prende l'autobus. Però chiaramente la città è una città di medie dimensioni, non è una città piccola, cioè non è che possiamo creare un solo contenitore, vanno creati più contenitori e agevolati con collegamenti continui. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Prego. Io volevo toccare un argomento che esula tutto questo che state parlando, però volevo un'opinione comunque anche dai suoi ospiti, mi scusi. Allora, ieri ho sentito che la scorsa settimana Geoffrey Hinton ha deciso di lasciare il suo lavoro per Google per poter parlare liberamente dei pericoli dell'intelligenza artificiale e mettere in guardia la popolazione dai suoi potenziali rischi. Siccome questa notizia gira da un po', volevo sapere innanzitutto cosa ne pensano i suoi ospiti, anche se è un argomento che esula naturalmente dal loro compito, però un'opinione la possono dare. E poi volevo anche chiedere, siccome io seguo un po' tutto, perché poi mi faccio le somme delle cose per vedere, c'è stata data molto poco visibilità alla manifestazione che c'è stata a Pesaro contro i biolaboratori. Non capisco il motivo, perché secondo me le persone dovrebbero essere informate un po' su tutto, non lo dico a voi, parlo in generale. Sì, certo, chiaro. Ecco, quindi volevo un'opinione anche su questo dai suoi ospiti e speriamo che non facciamo la fine, un commento mio, di Roma, che anche i residenti per passare da una zona all'altra devono pagare un pedaggio. Ecco, questa è una battuta, ma comunque vedendo come stanno andando le cose mi preoccupa un po'. Grazie e buongiorno. Grazie a lei. Dunque, sì, argomenti un po' distanti dal nostro, ma non è un problema. Quello dell'intelligenza artificiale è un'avanguardia abbastanza, diciamo, recente per i non addetti ai lavori, già un poco più consolidata per chi invece di questo campo di ricerca si era già occupato negli anni passati. Che poi anche ci siano stati allarmi riguardo l'uso di questo strumento è abbastanza anche intuibile, perché
c'è chi parla di sostituzione di professionalità, giornalismo per primo, c'è chi parla di allarmi della privacy, motivo per cui ChatGPT è stato inibito in Italia e solo in altri pochi paesi è successo, ma questa è una nota a margine. È chiaro che un processo come questo va governato e non va, diciamo, lasciato andare senza redini, la terza. Sì, rischio di dire delle banalità perché non è il mio campo di competenza, però mi viene a dire che come per in tanti altri casi anche l'intelligenza artificiale è, diciamo, uno strumento, anche se ovviamente è un insieme di tanti strumenti e quindi dipende molto dall'uso che se ne fa, ovviamente. Il fatto che sia una cosa in realtà già molto più consolidata di quanto possa apparire nel dibattito pubblico è evidente, tant'è che per esempio tutti noi penso abbiamo avuto a che fare con usi di questa tecnologia per esempio nel campo del marketing. Capita spesso quando ci si interfaccia con un'assistenza clienti di parlare ormai non più con un essere umano ma con un bot che è stato appunto allenato, diciamo, a rispondere alle nostre richieste. A me quello che preoccupa non è tanto lo sviluppo tecnologico che di per sé diciamo è positivo e auspicabile, ma è il tipo di controllo che si ha su questo tipo di tecnologie e in realtà riguarda secondo me un po' più in generale il mondo dell'internet e per esempio delle piattaforme di social media. Sì. Nel senso che pensare di lasciarle in mano come ormai è avvenuto, come avviene, a dei grandi monopoli privati, perché questo è, Google è un grande monopolio privato, Facebook è un altro grande monopolio privato, Amazon per altri versi sta diventando sempre di più un grande monopolio privato e che costruiscono la propria ricchezza sui nostri dati, sulla proprietà nei fatti dei nostri dati. Questo sì è un bel problema, è un grosso problema che non risolveremo, che non affronteremo sicuramente in Consiglio Comunale, ma temo non affronteremo neanche a livello nazionale e rischiamo di non riuscire ad affrontarlo neanche a livello europeo, anche se dovrebbero essere per prime le istituzioni europee, certo. e in parte qualcosa hanno provato a fare negli ultimi anni a limitare in qualche modo questo tipo di monopolio. Non solo perché è una questione economica molto rilevante, ma anche perché appunto poi ci sono tutti dei risvolti etici e di carattere non strettamente economico. Un ultimo appunto sulla questione lavoro. Sì. Io dico ben venga se riusciamo, nel senso nella prospettiva ottimistica, ben venga se riusciamo a sostituire, dove ha senso farlo ovviamente, del lavoro umano col lavoro delle macchine, nel senso che non penso che nessuno di noi ci tenga a lavorare più di quello che è necessario lavorare, no? per produrre, diciamo, il benessere collettivo del quale abbiamo bisogno. Tante battute in mente ma non le faccio. Poi a Trieste penso sfondiamo la porta aperta. No, a parte gli scherzi. No, il punto è questo, che tutte le tecnologie, o molte tecnologie nel corso del tempo ci hanno permesso di produrre gli stessi beni e gli stessi servizi facendo meno sforzo fisico o anche intellettuale. O riducendo il margine di rischio per la sicurezza. Esattamente, quindi questo è un aspetto positivo, ma anche qua torniamo al punto di chi controlla queste tecnologie, perché se lo riusciamo a fare in un contesto nel quale comunque, come dire, liberandoci di parte del lavoro che dobbiamo fare, comunque continuiamo a mantenere, per dire, lo stesso livello di reddito, lo stesso livello di accesso ai servizi e via dicendo, è una notizia positiva. Se invece questo serve soltanto ad accentrare ulteriormente, come purtroppo sta avvenendo a livello mondiale, il reddito, la ricchezza nelle mani di poche persone, che è il modello Amazon. Cioè il modello Amazon è un modello sempre più automatizzato di consegna di merci, si lavora di meno, ma ciò nonostante chi lavora dentro Amazon ha condizioni salariali e lavorative pessime. Quindi in realtà il modello sta andando un po' nella direzione opposta e questo secondo me non è colpa della tecnologia, è colpa di come si utilizza la tecnologia e di chi la controlla e chi ha la possibilità di governare questo processo. Ecco. Bernobic. Ma in parte sono d'accordo con quanto detto, nel senso che il futuro è futuro, quindi sicuramente si andrà verso l'automatismo, i robot. Però io spero proprio che nel futuro non mi troverò ad andare in un bar a ordinare il caffè ad un robot. Cioè questo chissà. Chissà, ma perché magari all'inizio può essere anche simpatico, curioso, perché c'è la novità. No, però a me fa paura un po' questa voglia magari di progresso e di andare a sostituire il rapporto umano
come già è stato detto, anche con i call center, perché comunque tu parli con una macchina che a un certo punto tante volte ti incavoli perché non ti dà la risposta. Sì, perché ti gira attorno e finisci lì, no, ma hai capito, dici uno, no, devi dire due. No, allora, il rapporto umano secondo me non è sostituibile. Bene per certi tipi di lavoro che possono essere magari pericolosi o quant'altro, però ad esempio anche parlando di Amazon, cioè ci sono i macchinari che chiaramente lavorano in maniera importante, però alla fine c'è chi deve distribuire, che è l'omino, che deve correre al livello della macchina, perché la macchina, vabbè, prepara i pacchi e una macchina ce la fa, ma l'uomo non riesce a stare dietro a questa macchina, quindi anche lì sicuramente va controllato, va verificato, però sicuramente non potremo bloccare il futuro, dobbiamo, come è stato detto, controllare, riuscire a controllare, fare in modo di poter utilizzare al meglio il progresso, la conoscenza. Trieste è città della scienza, quindi magari sicuramente queste cose le sapranno meglio qualcuno che lavora a Basovizza o a Padriciano, ma sono cose che per loro sono banali, noi magari le stiamo, come è stato detto, vivendo da poco, però dobbiamo stare attenti perché secondo me la direzione non è quella corretta, quella di andare a sostituire progressivamente il lavoro umano con quello di un robot, perché sicuramente può essere anche più efficace, però diciamo che il lavoro fa parte, arriviamo anche da una giornata del 1° maggio dove giustamente si recrimina, si vuole il lavoro, bisogna dar lavoro, tutto il tipo di lavoro, se la tecnologia riesce ad aiutare il lavoro molto bene, ma andare a sostituire quello che può fare l'uomo, io spero che non arriveremo fino a questo punto. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo per una breve pausa e riprendiamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, andiamo a leggere una mail che dice: i parcheggi sulle rive non vengono tolti semplicemente perché sono fonte di rilevanti introiti da parte di TTP, che prima delle crociere erano il principale sostentamento della succitata società. Buona giornata da parte di chi ci scrive, che non si firma, ma insomma ha inoltrato un contenuto che riguarda quanto dicevamo prima. Intanto chiariamo, quando si dice di togliere le auto dalle rive non si parla di viabilità ordinaria, si parla di posteggi. Certo, sì. Perché già alcuni dicono: ma come, dopo dove andiamo? No, le rive restano transitabili, è andata cioè da un verso o da un altro, si parla di posteggi sulle rive. Allora, lei ha detto una cosa che volevo riprendere anch'io e volevo poi girarvela come domanda. L'idea di un posteggio grande in Campo Marzio, dove c'è il mercato ortofrutticolo in questo momento, visto che del mercato ortofrutticolo e del suo spostamento si parla da tanto tempo. Allora mi domando a Riccardo La Terza: va bene un posteggio lì secondo lei? E la mia domanda vuole essere in qualche modo collegata a cosa? Perché lì eventualmente sì e no pochi metri più avanti sotto la Marittima? Cioè la zona è quella, balleranno 100 metri, chiaro che un po' di più. Un impatto, sì, magari 200, è chiaro che l'impatto è diverso, perché da un lato hai un'area enorme, perché è enorme quella del mercato ortofrutticolo, dove puoi creare una struttura, dall'altro invece devi sconquassare un'area, lo ha fatto anche Italy per amor del cielo, sì. però lì devi scavare, creare, creare diga, eccetera, quindi è sicuramente un onere diverso. Certo. Quello del mercato ortofrutticolo è un'idea che ci può stare? Faccio un passo indietro soltanto per dire che chiaramente certo. la questione che citavo della fiera è solo un esempio, no? Non è che ovviamente non è che proponevo alle persone che devono andare sulle rive di parcheggiare in fiera, perché insomma quello sarebbe un po' troppo un po' eccessivo. Un po' tirato, no, sì. È chiaro che quella era una soluzione che avrebbe potuto rispondere al problema della parte più est della città e anche della parte di centro più vicina a quell'area, quindi pensa Barriera, zona Ospedale Maggiore, Barriera, queste zone qua. Mentre invece appunto per quanto riguarda le rive è ovvio che bisogna immaginare di spostare il più possibile appunto fuori dal pieno centro i parcheggi, per il motivo di cui parlavo prima, cioè che se tu fai un parcheggio, se oggi per assurdo, come era in realtà fino a
penso agli anni 90, agli anni 80, anni 90, se oggi mettessimo dei parcheggi in Piazza Unità, la gente parcheggerebbe in Piazza Unità, certo, ma è naturale, no? Cioè è fisiologico. Sì, ovvio. Allo stesso modo, se mettiamo i parcheggi sulle rive, parcheggiano sulle rive, se mettiamo i parcheggi sott'acqua, ma sempre sulle rive, l'auto per arrivare a quel parcheggio deve percorrere quell'area della città, aumentando l'inquinamento, aumentando la congestione, il traffico, via dicendo. Per cui i due capi, diciamo le due estremità delle rive, che sono da un lato Campo Marzio e dall'altro l'area della stazione, sono sicuramente una prima risposta. Mi verrebbe da dire che dovremmo innanzitutto, soprattutto per quanto riguarda l'area della stazione, valorizzare quello che già abbiamo, perché abbiamo un silos per esempio che è tendenzialmente vuoto. È vuoto anche perché subisce in qualche modo in questo momento la concorrenza di parcheggi sulle rive che sono evidentemente più comodi, nel senso che se uno deve andare lì e ha il parcheggio a pochi metri, parcheggia lì, mentre invece se lo valorizzassimo integrandolo anche di più con un trasporto pubblico più cadenzato, più efficiente, sarebbe sicuramente più utilizzabile. Stesso modo anche il parcheggio di Via Carli. Come no? Che è un altro parcheggio che già esiste, ma che è sottoutilizzato, al punto che il Comune sta vendendo anche in questi mesi, ha venduto diversi stalli che sono diventati stalli privati. Ecco, io penso che forse dovremmo un attimo su quel fronte là fermarci, cioè abbiamo venduti quelli che abbiamo venduto, gli altri proviamo a valorizzarli effettivamente come parcheggio di rotazione. Fare dei parcheggi un po' più vicini, come potrebbero essere quelli dell'area dell'ortofrutticolo, può anche starci, però deve sempre rientrare in una logica di sistema. Cioè io dovrei tendere ad incentivare il parcheggio un po' più lontano, no? Cioè, quindi quello dovrebbe costare un po' meno e dovrebbe essere fortemente integrato con il trasporto pubblico, mi riferisco a Via Carli e al Silos. Quello dell'ortofrutticolo, essendo più vicino, inevitabilmente dovrebbe essere un po' più costoso. Esatto, però chiaramente non entro nel dettaglio perché è una cosa che va fatta con una certa logica. Registro un'ultima cosa sul fatto di aumentare i parcheggi nell'area, diciamo, stazione Molo Quarto, che dal mio punto di vista è un po' un controsenso rispetto a chi sostiene che realizzando l'ovovia si ridurrebbero le auto in entrata da nord. Cioè se io dico voglio fare l'ovovia perché questo mi permette di diminuire il traffico in entrata da nord e quindi anche chi parcheggia poi arrivando da nord magari all'inizio delle rive, e poi però propongo, come è stato fatto, di realizzare in uno dei grandi magazzini del Porto Vecchio un grande parcheggio, diciamo in garage, se lo vogliamo chiamare così. Multipiano, mi sembra un po' un controsenso. La logica dovrebbe essere, che io non condivido perché non credo che sia realistico, ecco, però la logica dovrebbe essere faccio parcheggiare le persone a monte o a Bovedo e poi faccio prendere l'ovovia. Il fatto di fare ulteriori parcheggi anziché andare in somma zero, quindi di sostituire semplicemente quelli di Molo Quarto, di fare ancora più parcheggi in quella zona mi sembra non solo sbagliato, questo è assolutamente sbagliato, anche perché Porto Vecchio avrebbe la potenzialità per essere una zona sostanzialmente libera dalle automobili, quindi non solo sbagliato ma anche in contraddizione con la proposta, e secondo me ne rivela effettivamente una delle debolezze, cioè che non risponde a quel tipo di esigenze. Bernovic, poi abbiamo una telefonata. Allora, secondo me il discorso dei parcheggi, inquinamento, il problema molto spesso è qual è? È la ricerca del parcheggio, no? Cioè chiaramente se il mercato ortofrutticolo propone dei parcheggi importanti dove uno vi arriva e trova il parcheggio, anche andiamo a ridurre quello che è l'inquinamento, perché attualmente la gente sta cercando il parcheggio, si intruffano nelle vie proprio veneziane, cioè quello un po' anche le code, le colonne e lì, no? Tu fai arrivare le persone lì, sanno che vi arrivano, premono il tasto, entrano e girano nella nostra città dopo a piedi con l'autobus e quant'altro, quindi secondo me quello è importante, riuscire a trovare dei contenitori che riescano a sopperire alla richiesta di parcheggi. L'altro lato, l'altro capo, che è quello del Molo Quarto, ma è una cosa che prevede lo standard urbanistico del Porto Vecchio, cioè lì avremo degli uffici, avremo degli alberghi e quant'altro, è previsto nel piano regolatore che ci siano dei parcheggi, cioè non è una scelta voluta perché si vuole fare i parcheggi, anche se secondo me è logico metterne, ma il piano regolatore prevede che per l'area del Porto Vecchio vi sia un parcheggio, perché diciamo che se facciamo tutta quell'area dove ci saranno degli uffici, ci saranno alberghi, ci sarà forse la piscina, ci sarà quant'altro, ognuno avrà magari il suo parcheggio magari piccolo vicino, però
è previsto che vi siano dei parcheggi, come naturalmente avviene quando si crea una qualsiasi struttura. Quindi questo è quanto anche c'è stato riferito dall'ingegner Bernetti, c'è stato, ma ripeto, questo c'è stato anche riferito che chiaramente gli standard per realizzare creo qualcosa in Porto Vecchio devo renderlo accessibile. Cioè, faccio il giardino, faccio il marciapiede, faccio la strada, faccio un parcheggio. Cioè, non perde un po' la sua funzione anche di quartiere nuovo, mi passi il termine, che vuole guardare al futuro in maniera diversa rispetto a quello che già esiste, cioè una zona non trafficata, una zona dove magari si può unire un trasporto, adesso io non entro nel merito a o via o tram perché non è mio compito, però che sia diverso dall'auto. No, assolutamente, nel senso che comunque uno di questi fabbricati che è stato pensato è quello proprio all'inizio e anche nell'ultima fila, chiaramente, insomma, a ridosso, in modo anche da poter proprio togliere le auto che anche vediamo adesso raso, quindi le auto finiscono in questo contenitore. Ma lì si tolgono le auto raso perché ci sarà la stazione della cabinovia. Anche per la terza quel motivo. Sorride. Anche per quel motivo. Però, ripeto, secondo me comunque il discorso parcheggio in un'area comunque ci dovrà essere, chiaramente non deve fare da attrattivo, però se c'è un convegno la gente evidentemente arriva da fuori Trieste. Chiaramente si incentiverà l'utilizzo, c'è la possibilità di avere la cabina via, potremmo fare gli autobus da Bovedo e quant'altro, però anche lì, ripeto, negli standard urbanistici c'è stato anche riferito e non faccio fatica a credere che bisogna realizzare un parcheggio. La terza, poi la telefonata. Sì, provo a essere veloce. In una delle ultime discussioni in Consiglio Comunale su Porto Vecchio, quando abbiamo fatto come gruppo di Adesso Trieste presente che per la città dal nostro punto di vista non è uguale se in quell'area vengono fatti case e alberghi o se vengono fatte strutture produttive, servizio della ricerca che creino anche lavoro di qualità e che quindi fare delle scelte specifiche dal punto di vista urbanistico, cosa che non è stata fatta nell'attuale variante che sostanzialmente lascia mano libera a chi arriverà in Porto Vecchio. La risposta appunto dell'amministrazione del dirigente è stata ma questo è un modello di urbanistica anni 70, no? È un modello di urbanistica ormai passato, quello che sia il comune a dire più o meno cosa si vuole realizzare. Mi piacerebbe, posto che non condivido la critica, però mi piacerebbe che ci fosse lo stesso coraggio a smantellare l'urbanistica anni 70 anche nel ragionamento sugli standard, perché è vero che c'è una legge che prevede un tot di metri quadri di giardini, servizi, eccetera, eccetera, anche appunto per qualsiasi nuova urbanizzazione. È anche vero che con un po' di ambizione in più forse si poteva trovare una soluzione motivata, giustificata anche nell'ambito della variante per dire questi metri quadri di standard, in ragione del fatto che stiamo parlando di un'area nuova nella quale vogliamo sperimentare anche modelli di mobilità diversi, vengono di fatto, si sopperisce a questi standard con la scelta di creare una nuova infrastruttura, ad esempio un tram appunto, che attraversando tutta l'area e avendo delle fermate anche più frequenti esatto, dell'ovovia, evidentemente fornirebbe un vero servizio pubblico di trasporto pubblico dentro l'area, e con questo potremmo, se non dico eliminare del tutto i parcheggi, ma almeno ridurli fortemente rispetto allo standard che è previsto dalla legge. Su questo è assolutamente vero che sia previsto dalla legge. È altrettanto vero che in una variante si possono definire delle alternative, diciamo, per sopperire agli standard in maniera diversa. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buona giornata al conduttore e agli ospiti. Buongiorno. Una domanda tecnica riguardo a quello che ho sentito di cui non sono convinto, cioè di una linea di autobus elettrico proposta avanzata da uno dei due ospiti. Mi domando e faccio la domanda a entrambi gli ospiti: cosa può servire una linea di autobus elettrico in un'area intorno all'autobus girano decine di migliaia di macchine a motore endotermico? Al massimo potrà abbassare il PM10 da 70 a 69,9, ma non avrà nessunissimo effetto né da un punto di vista sanitario, igienico né ambientale. L'inquinamento rimane quello, quindi l'autobus elettrico, le linee elettriche possono essere utili, tram a parte che non c'entra nulla, possono essere utili solo nelle zone dove ci sono 100-200 ettari
di zona verde, totalmente verde, e allora lì sì, il cittadino cammina, usa l'elettrico e l'inquinamento è ridotto al minimo. Altrimenti il vantaggio dell'autobus elettrico è solo ed esclusivamente di chi lo produce e di chi lo vende, e altri vantaggi i cittadini non lo hanno solo queste due entità. Quindi il vero problema, secondo me, consiste nel fatto di abbattere drasticamente il traffico urbano, creando tutte le soluzioni per una viabilità che non sia più endotermica, ma questo passa solo ed esclusivamente per l'abbattimento del traffico privato urbano con i motori endotermici, premesso che comunque per l'elettrico siamo molto ma molto distanti, in quanto anche oggi chi vuole una vettura elettrica deve attendere 9 mesi, un anno e mezzo, quindi e poi non sappiamo neppure il futuro come si presenterà. Quindi io direi che bisognerebbe puntare proprio sulla riduzione del traffico. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Su questo argomento poi ci si divide facilmente anche fra chi ritiene che anche l'elettrico, per quanto dia emissioni zero all'uso, ne dia alla ricarica, ne dia alla produzione, ma qua apriamo un capitolo molto più vasto. Certo è che probabilmente da parte del pubblico l'intenzione di creare una infrastruttura ecosostenibile, che sia una nuovia, che sia un tram, che sia un autobus elettrico, diciamo che oltre a rappresentare un giusto esempio, perché deve essere il pubblico per primo a credere nella sfida all'abbattimento degli inquinanti, vuole anche aprire un po', essere un po' da precursore. Cioè il telespettatore dice: inutile mettere un autobus elettrico in mezzo a 10.000 auto che invece vanno a diesel o a benzina, perché è come una goccia nell'oceano. Ho capito, ma se nessuno parte non si andrà mai da nessuna parte, giusto? Scusate il parte per due. Sì, ma il mio pensiero, cioè io non sono un fan dell'elettrico a tutti i costi, infatti anche delle normative europee, quella che dovrebbe vietare totalmente la produzione di veicoli non elettrici, ma diciamo se viene realizzata una struttura nuova, quindi questo parcheggio io vedrei appunto come capolinea un autobus che fa un continuo percorso breve, perché dal mercato frutticolo mi immagino che va in centro città e torna indietro proprio, quindi un percorso continuo e breve con una stazione anche di ricarica, quindi una cosa veramente fatta nuovo. Io lo immaginerei anche così elettrico. Dopo c'è l'idrogeno, ci sono varie soluzioni, ma da adesso già a un paio d'anni, tra 2 o 3 anni, secondo me anche qualcosa cambierà nuovamente, quindi abbiamo detto questa ipotesi, ma sicuramente non risolverà nessun problema, però come è stato detto un esempio, ma anche quando si realizzano delle cose nuove vanno realizzate nella maniera corretta. La terza. Sì, ho ascoltato con interesse la chiamata, però non mettere in contrapposizione il rafforzamento del trasporto pubblico con la diminuzione del traffico privato, anzi mi pare che siano due cose che vanno di pari passo, cioè più si ha a disposizione un trasporto pubblico efficiente, puntuale, economico, eccetera, eccetera, più si è incentivati a lasciare l'auto a casa oppure ad utilizzare appunto un parcheggio di scambio per poi proseguire con la mobilità pubblica, per cui anche l'impatto ambientale, poi non sono troppo convinto sull'ipotesi degli autobus elettrici, o meglio, sono convinto che su alcune linee che attualmente esistono sia utile appunto passare dal combustibile tradizionale all'elettrico, mentre invece sono convinto che per le linee sulle quali prevediamo già oggi o in futuro una domanda di mobilità molto alta, il tram sia una soluzione migliore. Perché dal punto di vista economico permette di avere una capacità maggiore, quindi di spostare un maggior numero di persone all'ora con dei costi minori, perché un tram strutturalmente porta un numero di passeggeri più alto, solitamente anche, se è fatto bene ovviamente, una velocità commerciale più alta dell'autobus, quindi permette di effettuare lo stesso tragitto in meno tempo, e questo è conveniente sia per l'utente che ci sta di meno ad arrivare dove deve arrivare, ma anche per la società che gestisce il trasporto, perché permette di fare più corse nell'arco dello stesso tempo. E quindi c'è anche un problema di capacità, cioè questo significa che se noi lo facessimo, se noi creassimo delle linee
tranviarie sugli assi dove appunto la domanda di trasporto è più alta, non solo avremmo un mezzo pulito, poi è vero che dovremmo andare a vedere la fonte di produzione dell'energia, però limitiamoci un attimo chiaro. A questo assunto, diciamo, avremmo un mezzo pulito che permette di togliere centinaia, se non migliaia addirittura di auto dalle strade, quindi l'esempio che faceva il telespettatore è parziale, perché sì, hai l'impatto minore del singolo mezzo di trasporto pubblico, che comunque non è così indifferente, ma in più togli, appunto, come sosteneva anche chi ha chiamato, togli un certo numero di auto dalle strade. Quindi insomma l'impatto evidentemente è significativo del trasporto pubblico, non è solo una questione, come giustamente si diceva, di esempio, di dare il buon esempio, ma è anche una questione sostanziale. Con i soldi del PNRR si riusciva a finanziare un trasporto su rotaia? Sì, il bando del Ministero, per il quale il Comune ha fatto domanda per l'Ovovia, unico, diciamo, tra mi pare fossero 17-18 opere finanziate in quel bando, l'unica Ovovia è la nostra. 18 su 32, se non sbaglio. Forse sì, forse non è più. Comunque ricordo questa proporzione. C'era un notevole numero di linee tranviarie a Bologna, a Firenze, a Brescia, a Reggio Emilia, mi pare, insomma diverse città italiane, che alcune già hanno delle linee, Padova hanno già delle linee e stanno aumentando la rete, altre che avevano fatto la stessa scelta che ha fatto Trieste negli anni '80 di smantellare completamente la rete esistente, stanno tornando a realizzarla. Quindi in realtà c'è una tendenza italiano-europea ad andare in questa direzione. Il bando era un bando per mobilità pubblica di massa a guida vincolata, questo è il nome tecnico, quindi c'erano varie opzioni tra cui scegliere. Diciamo che esisteva tra l'altro anche prima del PNRR, era un bando, sì, un bando europeo, 2017, questo era un bando, all'epoca era un bando ministeriale nazionale, che poi è stato incorporato nel PNRR, quindi la possibilità di realizzare un intervento del genere con fondi dedicati a questo scopo c'è, mi auguro che ci sarà anche in futuro. Spero che non saremo messi nelle condizioni, anche dal punto di vista economico, di dover gestire un'opera in perdita come rischia di essere l'Ovovia e quindi di non poter fare facilmente ulteriori investimenti in altre infrastrutture di mobilità. Bernobic, poi la telefonata. Sì, io sul tram, a parte che non siano brevi percorsi, io mi trovo fortemente contrario, cioè binari, Tesiato, veramente avevo sentito anche verso Borgo San Sergio, cioè quindi creare binari su Viale D'Annunzio, la nuova galleria, cioè io la trovo una cosa assolutamente che non rientra nei piani che noi abbiamo per il futuro. Ci sono tante soluzioni, perché l'ambiente, l'inquinamento, questo va affrontato sicuramente, questo problema, ma realizzare questa soluzione secondo me non è quella che potrà essere individuata sicuramente a breve. Telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e ai suoi ospiti, Mirea. Prego. Allora, io volevo parlare dei parcheggi. I parcheggi contenitori, che adesso si parla al Molo Quarto, in Porto Vecchio oppure da un'altra parte. I parcheggi contenitori dovrebbero essere, visto il prezzo che hanno, almeno con la trazione d'ora. A San Giacomo, dove c'è il parcheggio contenitore sotto la chiesa, hanno aumentato il parcheggio, come penso al Giulia, al Silos, perché sono gli stessi, o il Foro Piano sono gli stessi gerenti. I commercianti di San Giacomo che offrivano il parcheggio gratis, se si andava da loro a fare delle compere o dal parrucchiere o indifferente, hanno levato via perché sono aumentati e ci rimettono. Allora, poi si parla di inquinamento. L'inquinamento, allora abbiamo i tir enormi, visto il problema sul Ponte Bianco, come si chiama, via Coroneo, via Fabio Severo, passano per via del Teatro Romano, dove ci sono le macchine che attendono di liberare un posto libero nel Parco San Giusto. Vero.
è veramente un disastro. Io lo so che i turisti capisco che i turisti hanno bisogno di parcheggi, ma anche i cittadini hanno il diritto di parcheggiare. Io parcheggio sempre a pagamento, non metto nei contenitori perché mi sembra assurdo che io per un'ora e 5 devo pagare 2 ore a 1,45 euro o quanto costa. Eccolo. Ancora una cosa. Sì. Ecco, in certe città ci sono i parcheggi contenitori abbinati al mezzo pubblico. Chi parcheggia c'è il biglietto dove può anche andare, e anche i parcheggi pubblico qui a Trieste è abbastanza salato, perché se pensiamo un'ora, uno che deve andare in città, fare qualche compra o andare negli uffici, un'ora passa subito e fa un viaggio, non riesce neanche raramente a fare 2 viaggi, no? In un'ora. E poi volevo chiedere una cosa alla Terza. Le piste ciclabili dove ci sono obbligati i ciclisti a passare per le piste, perché l'altro giorno anche, e non è solo l'altro giorno, succede molto spesso che qualcuno va sulla strada anche se c'è la pista ciclabile, ma qualcuno anche in mezzo. In mezzo alla strada? Dove è questo? Se posso chiederle? C'è l'inquinamento, perché tutte queste macchine, anche i turisti, non sanno dove andare, si cercano con la culla, si bloccano in mezzo alla strada, veramente è un disastro, è veramente un disastro. Però quello che volevo dire di importante adesso, scusatemi se cambio discorso, e alla Terza non occorre che glielo dica, per cortesia fate un po' di spot sulla Triestina per sabato, neanche a Gulotta, non so se il rappresentante della Lega va allo stadio. Sono abbonato, ci siamo visti l'ultimo campionato. Siamo abbonati entrambi. Desidererei proprio che ci fosse questo incentivo per andare allo stadio sabato, riempire lo stadio, che veramente eccolo. Va bene? Grazie. Fatelo per cortesia, parlate sempre di pallacanestro con Stabile, parlate un po' anche della Triestina. Io parlo sempre della Triestina. Grazie signora. Sì, sono abbonati e frequentatori in questa sede. Sì. Abbondano noi, e devo dare atto anche alla società che per questa partita del play-out ha fatto dei prezzi popolari per la tribuna, per la gradinata, per la curva, sicuramente una mossa giusta per incentivare, invogliare le persone a seguire la Triestina, a seguire come ha fatto con il palazzetto, con il basket, eravamo in palazzetto a vedere il pallacanestro, ma il calcio, insomma, questo ci unisce un po' tutti, quindi dobbiamo andare tutti assieme a tifare per la Triestina. E speriamo di giocarcela solo sul campo, perché è vero. Speriamo. Sì, speriamo. Perché insomma, queste notizie di questi ultimi giorni sono veramente inquietanti, ma io mi auguro che non ci sia, che siano solo che rimangano delle voci e dei tentativi un po' parte di altri, anche di destabilizzare l'ambiente. Sì, anche di aggrapparsi a cavilli per cercare di evitare verdetti un poco spiacevoli come la retrocessione o eventuali penalizzazioni. Sta di fatto che la partita in programma sabato è una partita importantissima per la stagione, per il futuro della Triestina. È su doppia sfida, andata e ritorno, ma già fare il risultato all'andata, consapevoli che poi al ritorno sarà molto difficile, anche perché gli avversari hanno 2 risultati su 3 a disposizione, vincere a Rocco con una bella cornice di pubblico che possa spronare la squadra e in qualche modo anche rappresentare un ostacolo emotivo, ecco, nei confronti degli avversari, è cosa importante. Quindi prendo e rilancio l'appello della signora: chi ha possibilità, voglia, è libero da impegni lavorativi, familiari o altro, di sostenere la Triestina questo sabato allo Stadio Rocco. Ripeto, la società ha applicato dei prezzi molto popolari sia in tribuna che in curva che nelle altre aree dello stadio, per poter permettere a tutti, anche con pochi euro, di poter accedere allo Stadio Rocco per la sfida salvezza. Dobbiamo andare in pubblicità, poi ritorniamo e attraverso gli spunti della signora Nivea anche sulla frazione oraria e sui parcheggi potremmo scambiare qualche opinione. A tra poco.
Riprendiamo la diretta con Riccardo La Terza di Adesso Trieste e Stefano Bernobic della Lega. La signora Nivea chiamava, parlando anche della frazione oraria, effettivamente ha ragione nel dire se sto 2 ore in un parcheggio, cioè se sto 1 ora e 5 minuti in un parcheggio coperto, i 5 minuti li pago quanto? Un'ora. Sì, tra l'altro questo è la modalità di pagare effettivamente quanto il periodo effettivo della sosta. Per molti parcheggi di superficie si può fare facilmente con l'app, esatto, ed è, devo dire, molto comodo. Io di solito uso quella ed effettivamente ti permette anche a distanza di rinnovare la sosta se ti intrattieni più a lungo. Dovrebbe essere una modalità garantita anche, per esempio, faccio un esempio, no? Se si andrà, come sembra, verso una gestione privata anche del parcheggio che si sta realizzando sotto l'ex caserma di Roiano, lì chiaramente in sede di accordo con il privato che lo gestirà, una delle condizioni che si può individuare nell'eventuale contratto è anche quella di garantire una tariffazione, ad esempio, di questo tipo, no? Quindi che non sia solo per fasce, pago a consumo, diciamo. Esattamente. Questo mi sembra una cosa assolutamente intelligente da fare. Molto logico. Esatto. Per quanto riguarda la questione delle bici in strada, non ho idea ovviamente di dove, di quale zona della città si riferisse la persona che ha chiamato, però c'è da dire che c'è una differenza importante tra le piste ciclabili vere e proprie o le bike lane, ma comunque diciamo percorsi dedicati alle bici, e le aree ciclopedonali, cioè dove siamo in presenza di un'area ciclopedonale, dove c'è quindi compresenza tra pedoni e ciclisti, il ciclista non è obbligato a percorrere la pista ciclopedonale anziché stare in strada. Questo non è che sia una questione burocratica, ma ha una sua logica. Nelle aree ciclopedonali ovviamente il ciclista non può andare alla velocità alla quale andrebbe in strada. Perché? Perché ci sono i pedoni, i passeggini, gente che corre, eccetera, eccetera. Nelle piste ciclabili invece tendenzialmente sono dedicate e sono strutturate in modo tale da permettere a un ciclista di andare, ovviamente con i limiti di velocità anche in quel caso, però di andare a una velocità più sostenuta, quindi risponde anche a chi usa la bici non nel tempo libero, ma per esempio per muoversi da casa al lavoro. Questo è uno dei motivi per cui non siamo stati affatto convinti della scelta che è stata fatta in Viale Miramare, che è uno degli assi sui quali ad esempio si potrebbe realizzare una vera pista ciclabile o in alternativa una bike lane, come peraltro si farà finalmente in via Valerio. Ah, in via Valerio? È uno dei progetti, è stato fatto il progetto definitivo esecutivo, ancora non è cantierato, però finalmente dopo anche diversi anni di insistenza anche da parte nostra, per la prima volta verrà realizzata una bike lane che, lo spiego, è una corsia ciclabile che è dedicata alle bici, ma che nel momento in cui non è occupata dalle bici può essere percorsa e quindi diciamo ci può andare sopra anche un'auto. Ecco, questo cosa significa? Significa che nelle aree dove non c'è abbastanza spazio per realizzare una vera e propria pista ciclabile, comunque si segnala in maniera chiara che lì c'è una potenziale presenza di ciclisti, si induce ovviamente l'automobilista a rallentare, a prestare più attenzione e si garantisce al ciclista appunto il suo spazio. Questa è una cosa che per esempio in Viale Miramare si potrebbe fare, così come con un po' più ambizione si potrebbe realizzare una vera pista ciclabile. Quello che invece si è fatto è stato realizzare un marciapiede ciclopedonale, che va benissimo se io sono un genitore col bambino il weekend e voglio farmi un giro in bici e andare a Barcola e non ho bisogno di andare a una velocità sostenuta e posso anche schivare i passanti e via dicendo. Se invece sono una persona che abita a Barcola e deve andare a lavorare sulle rive, appunto, torniamo lì, magari non vuole neanche muovere l'auto ma vuole andare al lavoro in bici, chiaramente è molto più scomodo. È vero che verranno realizzate delle piste ciclabili in Porto Vecchio, benissimo, però non è che si può pensare di chiedere al ciclista di fare dei giri molto più lunghi, no, per raggiungere la propria destinazione. Se si deve andare da Barcola a Roiano, ad esempio, l'unico modo è evidentemente
utilizzare Viale Viale Miramare, quindi in quel caso lì, dal nostro punto di vista, sarebbero servite entrambe le soluzioni, cioè la soluzione per il ciclista della domenica, chiamiamolo così, e la soluzione per il ciclista che usa la bici abitudinario. Esatto. Però appunto per sintetizzare, nel caso in cui ci siano le piste ciclabili c'è l'obbligo di utilizzare la pista ciclabile, nel caso ci siano dei marciapiedi ciclabili, piste ciclopedonali, cose di questo tipo, non c'è l'obbligo per questa ragione qua pratica. Bernobic, se vuole commentare anche lei. Sui parcheggi o No, sui parcheggi oppure sulle piste ciclabili? Condivido, soprattutto adesso con l'aumento delle tariffe che infatti è avvenuto in diversi contenitori della città, il discorso di poter anche frazionare, secondo me è una cosa che dovrà essere magari richiesta al gestore, perché se per i parcheggi quelli a raso si paga prima, chi non ha l'app paga prima e paga in base alla moneta che ha praticamente, quindi anche con 10 centesimi si fa il percorso orario che vuole, lì in effetti ritardi di un minuto paghi l'ora successiva. Questo è un po' la logica in tutti i parcheggi, però il fatto di pensare anche il frazionamento di mezz'ora mi trova d'accordo, nel senso soprattutto appunto con questo aumento che è avvenuto, perché molto spesso anche le soste magari sono anche brevi, quindi addirittura sotto l'ora, e quindi... Ve la butto là, certe città, poi arrivo alla telefonata, chiedo scusa, certe località applicano una, diciamo, gratuità in una fascia di ora di pranzo, tipo dall'1:30 alle 3, alle 3:30 così. Ma su quelli a raso? Quelli in superficie. Sì, superficie. Lignano Sabbia d'Oro è così. Se non, anche a Udine mi sembra. Anche a Udine, anche a Udine. Sì. Corretto? Può starci. Incentiva almeno, come dire, la pausa pranzo, no? Cioè io vado via da qua, vado a pranzare in città con la terza, andiamo a mangiarci una pizza, almeno durante la pausa pranzo riesco a non pagarmi il posseggio. Pro e contro, perché dopo crei un discrimine, allora uno va a fare le spese a quell'ora, cioè, però secondo lei ha senso? Secondo me sono soluzioni tecnicamente tutte valide, però vanno calate nel contesto. Sì, no, vero. Adesso non mi sentirei di dire che è valida che è giusto o sbagliato, ovunque, o che non è valido ovunque. Però si potrebbe pensare. Secondo me dipende molto dalla domanda di sosta che esiste, no? Cioè, nelle zone in cui c'è una pressione molto forte a tutte le ore, evidentemente crea soltanto un discrimine. In altri contesti potrebbe avere un senso, però insomma, così in generale non calata così è tu cura. No, per esempio appunto in zona Rive, in pieno centro, dove c'è sempre una domanda di sosta altissima, anzi forse disincentiva la rotazione. Esatto, infatti mi sembra rischia di disincentivare la rotazione. Però magari vicino agli ospedali, queste cose qua, potrebbe avere un senso. Sì, magari c'è un tipo di domanda di sosta diversa. Sì. Ad esempio a Roiano, evidentemente lì più elevata la rotazione è, meglio è, perché chiaramente c'è una pressione talmente alta che... Vero. Cosa ne pensa Bernobic? Ma, in linea con la terza? Diciamo che anch'io sono un po' dubbioso pensando al centro città nostro, che è già super affollato e quindi più rotazione c'è, meglio è, quindi anche il fatto di lasciare questi orari liberi. A Udine mi sembra che non sono in certe zone adesso, perché anch'io ricordo che sono stato, mi ha sorpreso questa cosa che fino alla mezza dopo hai 2 ore, due ore libere, però su Trieste adesso la vedrei un po' diversa la situazione. Piuttosto in alcune zone andrebbe valutata, ed è ancora più complessa probabilmente perché deriva da accordi con i privati che gestiscono le aree e via dicendo, però andrebbero ragionati degli incentivi forti per i residenti invece. Penso che questo è un tema che per esempio ciclicamente torna in zona via Cadorna, via Diaz, perché chiaramente dal mio punto di vista è giusto differenziare tra chi abita in una determinata zona e chi invece ci viene per altri motivi, quindi non è un tema facile, però è una questione importante. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Parlo con me? Sì. Mi sono Gianni, voglio appellare al signor Bernobic. Sì. Grazie. Ci dica. Buongiorno. Oggi mi è venuto un piccolo problema a Servola, no? Sì. Di fronte alla farmacia. Siete proprio in curva, perché ho messo un po' di paletti prima, dopo volevo stare libero, dopo ho messo paletti di nuovo, no? Per non andare su marciapiede. Le macchine avevo possesso su marciapiede ed è proprio in curva, mi sono disabile e quando io devo passare
e devo passare il giorno del marciapiede e le macchine vedono fino all'ultimo momento. Ok. E il gasarlo da un paletto e adesso sta rompendo un altro paletto sul primo gruppetto. Lascia che mette ancora 4 paletti fra il primo gruppo e il secondo gruppo che è lasciato libero. Le macchine e i camioncini con il marciapiede. E mi vado già di marciapiede e la macchina la vedo fino all'ultimo momento. E sono disabile. E mi trovo in difficoltà ogni volta che passo. Ok, sì, prego, ho presente molto bene perché proprio quei paletti li ho richiesti perché c'era questa problematica del parcheggio. Adesso andrò a magari rivedere nuovamente anche la parte mancante che è stata citata, c'è una parte che non sono stati messi i paletti, ma auspicavo che lì magari il parcheggio non ci fosse. Adesso vedremo un attimino se riusciamo a dare una risposta anche a queste problematiche che purtroppo accadono soprattutto nella periferia, anche lì serve la parcheggi, diciamo è una situazione anche lì difficile, però giustamente una persona disabile che debba scendere sulla sede stradale, certo. Anche questo non è, ma disabile, ma può essere anche il bambino, può essere chiunque, sì, è importante, quindi andrò un attimino a rivedere la situazione e ringrazio l'assegnazione. Vi leggo una mail: non sono d'accordo con il calmierare i prezzi delle abitazioni private in affitto a Trieste, piuttosto propongo più controlli sui siti di affitto. Io posseggo 2 case vacanza regolarmente denunciate e con autorizzazione del Comune di Trieste ad operare, ma quanti lo fanno totalmente a nero semplicemente inserendo l'annuncio su diversi siti che fra l'altro non richiedono nessun tipo di documentazione oltre al documento di identità, mail e numero di cellulare. Più controlli su queste piattaforme. La terza. In generale d'accordo, nel senso che anche perché, insomma, allora, ci sono, ovviamente il tema è complesso. Sì. Una delle leve che per esempio il Comune ha, ne abbiamo parlato recentemente in Consiglio Comunale, è la tassazione patrimoniale sugli immobili, che si chiamava IMU, adesso si chiama ILIA, è stato discusso il nuovo regolamento. Una delle nostre proposte, che purtroppo non è stata accolta, ma confidiamo che se ne possa riparlare almeno per il prossimo anno, è quella di abbassare l'aliquota per gli immobili che sono affittati in canone concordato. Quindi cosa significa questo? Che si utilizza una tassa che è normale, giusto che ci sia e che ha una funzione innanzitutto di redistribuzione anche per orientare un po' il mercato immobiliare, quindi incentivando un privato a mettere in affitto la casa su periodi lunghi anziché su periodi brevi. Questo per esempio è un modo, è uno dei tanti, no? L'altro è quello appunto di fare in modo che un'economia che è nata come economia diciamo collaborativa, no? Sharing economy, sì. E che per esempio Airbnb è un esempio di una cosa nata in quell'ambito là e che poi si è sviluppata per diventare tutt'altro, perché nei fatti se andiamo a vedere per esempio in altre città dove ci sono studi più approfonditi che a Trieste, andiamo a vedere che ci sono pochissimi proprietari che detengono una quantità di immobili smisurata, o in proprietà diretta o in gestione, e quindi nei fatti diventa un mercato parallelo, quasi un mercato nero dell'affitto turistico. A quella cosa là va messo un limite. Allora un conto è una persona che ha delle sue proprietà e fa una casa vacanza, un B&B, un'attività imprenditoriale registrata sulla quale paga le tasse, e quello è giusto che sia così. Airbnb non è così, no. non è una affatto messa a così. disposizione. È una cosa molto diversa e come tale dovrebbe rimanere. Cioè, se io ho una casa che per qualsiasi motivo non utilizzo per 2 mesi all'anno e la voglio mettere in affitto sul mercato turistico, è una cosa ragionevole, ci sta. Se io ho 10 case e le metto 12 mesi all'anno sul mercato degli affitti brevi su Airbnb, evidentemente creo un problema nel mercato immobiliare, perché sottraggo case che potrebbero essere appunto disponibili per gli affitti lunghi, e perché faccio tanti soldi facendo concorrenza a chi appunto fa le cose tra virgolette in regola, e non mi riferisco solo a case vacanze e B&B, ma anche agli alberghi. Anche agli alberghi, certo, diventa una concorrenza sulle strutture ricettive. Hanno dei costi fissi, hanno tutta una modalità imprenditoriale ovviamente diversa. Per questo abbiamo avuto modo di partecipare recentemente a un convegno a Venezia, dove ovviamente il problema è molto più sentito, perché anche lo stadio di degrado, diciamo, del mercato immobiliare è impressionante. E proprio a Venezia è nata questa proposta che si chiama alta tensione abitativa, che
propone una legge nazionale che dia la possibilità ai comuni in autonomia, quindi anche qui in base al contesto locale, a come è evoluto il mercato immobiliare, di fissare un limite, quindi un numero massimo di alloggi in affitto breve, ma soprattutto, l'altra cosa secondo me molto interessante, di fissare anche un principio di rotazione, cioè che se io ti do la possibilità dentro questo limite di affittare appunto una stanza o un alloggio sul mercato degli affitti brevi per 1 anno, per 2 anni, per 3 anni, questo non significa che hai questa possibilità a vita, perché la logica di questo sistema era proprio quella di avere un'integrazione al reddito, non di fare attività imprenditoriale in senso stretto. Certo. E quindi dare la possibilità ad altri di usufruire, diciamo, di questa possibilità, facendo uscire, no? A rotazione, diciamo, chi ne ha usufruito negli ultimi anni, significa appunto evitare che questo diventi un mercato parallelo totalmente sregolato e che ha, ripeto, un impatto negativo non solo perché appunto altri che fanno impresa in maniera corretta, diciamo, ne vengono danneggiati, ma anche perché se lo si lascia a briglia sciolta, come è successo a Venezia, a Firenze, in tante città turistiche, diventa impossibile, letteralmente impossibile, trovare una casa per vivere in tanti rioni della città. Una mail dice: sabato il Park Silos era stracolmo, questo è anche un po' l'effetto turistico. Poi altra mail dice: buongiorno Muggia, abbiamo gli stessi problemi, pochi parcheggi per i residenti e piste ciclabili ignorate dai ciclisti. Gianni ci scrive: buondì, a Trieste particolarmente la signora di via Baiardi, alla quale mi permetto di mandarle un abbraccio per aver ricordato la nostra Triestina. Purtroppo non sarò allo stadio, non per disinteresse ma per motivi di gioventù. Un saluto e forza Greghi, scrive Gianni. Altra mail è: Trieste vocazione turistica? Punto di domanda. Mi riferisco all'articolo di Tangheri apparso sul Piccolo. Se sono veri quei numeri è veramente un delitto aver concesso i saloni del Molo IV ad uso scolastico per 2 anni. Quante manifestazioni andranno perdute senza ritorno? Solo il signor Vesnaver ha sollevato la questione, da altri enti il silenzio. Peccato, scrive Giorgio Bernovic. Cosa ne pensa? Sul Molo IV? Sì. Ma sul Molo IV, allora... C'è il centro congressi, forse si vuole dirottare lì quello che era il congresso. Torniamo sulla sulla motivazione, no, del Molo IV. Allora, con questo PNRR il Comune di Trieste ha partecipato a diversi bandi per quanto riguarda le scuole. Quindi questi bandi prevedono delle date, delle tempistiche ben precise e quindi questi lavori vanno assolutamente realizzati. Scuole contenitore a Trieste ce ne sono pochissime, c'è quella appunto di San Giacomo che viene utilizzata e verrà utilizzata per un'altra scuola. Per la scuola corsi è stato pensato e individuato questo contenitore, che è quello del Molo IV, tra la logistica, tra la vicinanza e tra anche la possibilità anche di arredo, perché comunque va rivisto, è stata valutata chiaramente una delle soluzioni migliori. Ricordiamo che ad esempio anche nel Villaggi Costa, nel giardino, verranno messi dei prefabbricati che andranno a sostituire, cioè andranno a temporaneamente contenere un asilo e un asilo nido, perché purtroppo abbiamo visto diversi bandi e quindi questi lavori vanno purtroppo perché sembra che abbiamo partecipato ai bandi, ti arrivano questi fondi, però i lavori li devi fare tutti adesso e non è facile realizzare tutta una serie di lavori con le tempistiche e anche con gli spostamenti che chiaramente abbiamo visto creano disagi e sicuramente ci saranno dei disagi. Cioè per il 2026, no? Sì, quelli del PNRR. Assolutamente sì, però ci sono anche certi lavori, abbiamo visto anche la Fonda Savio, cioè ci sono delle scuole che avranno dei lavori molto importanti proprio a livello sismico e quindi diciamo avranno più anni di intervento. E spostare contemporaneamente anche 3 scuole cittadine non era facile ed è stato valutato questo contenitore. Sicuramente gli eventi ne subiranno questa conseguenza, ma confidiamo che i contenitori nuovi che sono stati realizzati possano offrire questi spazi per altre serate, come potrà esserci Castello di San Giusto, per altre tipologie di attività, insomma per creare comunque un'attrazione turistica e per i nostri ragazzi un po' di attività anche musicale per la nostra città. Telefonata, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego.
Ecco, volevo fare una segnalazione riguardo agli asfalti fatti sia a Trieste dal Comune, e dato che ci siamo, che il consigliere alla collega alla Regione da Massolino sulle strade della Regione. La costiera è un continuo diremo avvallamento di asfalto che ultimamente hanno fatto, facendo non male ma di più l'asfaltatura. E anche a Trieste ci sono varie strade dove l'asfaltatura è fatta male. Faccio un esempio, via del Bosco, poi c'è la via Romagna, la via ginnastica appena fatta da un po' di anni, anche lì l'asfalto sta cedendo, è tutta ondulata. Ecco, è ora di finirla con questa asfaltatura fatto male. Se la ditta non sa lavorare, che il comune prenda qualcun altro che faccia bene l'asfaltatura, perché ultimamente è un disastro, un disastro. Andate a vedere, perché non è che conto storielle, è così. Bene, io spero che anche a Versa e a Massolino, per quanto riguarda l'asfaltatura e anche sulla superstrada, vicino alla galleria della ex strada, della superstrada, della strada che va su Piscina, venendo diremo da Sistiana, prima della galleria c'è un buco tremendo che abbiamo preso l'ultima volta, che è una cosa spaventosa, anche lì sull'autostrada, in autostrada. Sì, prima della galleria. Sì, prima della galleria per svolta verso Prosecco, diciamo, dove c'è il centro. L'ho presa anch'io quella buca, l'altro ieri, sono rimasto abbastanza male, devo dire, in autostrada non me l'aspettavo. Un buco tremendo proprio. Sì, è vero, mi ritrovo in quanto dice. Grazie al telespettatore, è vero. Proprio qualche giorno fa. Anch'io, credo. Ho detto, cos'è sta cosa? Nell'autostrada un buco del genere. Poco prima della galleria, al termine della quale c'è la svolta a destra per uscire verso Prosecco. Sì. C'è un buco piuttosto importante, l'ho sentito anche il mio collo. Comunque, approfondiremo la questione, che assolutamente sarà mia cura informare la consigliera Massolino. No, al di là, oltre al contenuto di questa chiamata, volevo tornare un attimo anche sulla questione corsi Molo Quarto, perché queste scelte di trasferimento temporaneo delle scuole sono figlie purtroppo del fatto che non si sono fatte negli anni precedenti altre scelte che avrebbero permesso appunto una gestione più facile di questi trasferimenti, anche più condivisa non solo con le famiglie e con gli studenti, ma anche con, appunto, evitando, diciamo, disagi ad altre attività consolidate. Mi riferisco per esempio al fatto che si è parlato per anni ma non si è mai realizzata la scuola contenitore De Amicis, dove c'è il ricreatorio, dove c'è una struttura che ancora, se non sbaglio, nel 2018-19 era assessore al patrimonio Giorgi, si annunciava l'imminente riqualificazione della struttura e non è successo niente, e l'opera in realtà non è mai stata finanziata, per cui avremmo potuto avere, proprio anche in vista di questi importanti interventi, che meno male che si fanno, perché abbiamo un patrimonio di edilizia scolastica pessimo, purtroppo, anche perché è molto vecchio in termini di età degli edifici, però appunto queste scelte di trasferimento stanno creando grosse tensioni. Penso anche al tema della Sauro, che sarà trasferita all'ex Timeus San Giacomo. Giustamente i genitori in questi mesi si sono mobilitati per evitare questa scelta. Perché? Perché si trasferisce una scuola di pertinenza di un rione centrale della città in uno dei rioni più trafficati di Trieste, tra l'altro praticamente di fronte a Largo Pestalozzi, che complice anche la chiusura della galleria è diventato veramente un delirio dal punto di vista del traffico. Ora almeno si sta lavorando su una soluzione tampone del trasporto con lo scuolabus, spero vada in porto, perché è il minimo che si può prevedere per una situazione del genere, però appunto sono tutte scelte che sono figlie del fatto che non ci si è messi nelle condizioni di avere le strutture adeguate per poter dare una risposta anche appunto in termini di prossimità, perché per esempio un'altra struttura che magari si sarebbe potuta riconvertire è quella dell'ex Museo del Mare, che oggi è praticamente vuoto, funziona solo in alcune sue parti da deposito di appunto quello che prima c'era nel Museo del Mare, però per esempio quella è una struttura che è in una zona
parlavamo prima di Campomarzio, comunque abbastanza accessibile, anche con l'auto avrebbe potuto essere utile e funzionale anche da questo punto di vista. Una mail dice: domanda relativamente semplice, ma la galleria di Piazza Foraggi verrà mai aperta? Qua rimane che farci tutti una grassa risata, ma al di là di quello... per non piangere. Sicuramente verrà riaperta, ma non è... Anche quello delle tempistiche, purtroppo... non è che vengono date delle tempistiche, no? Ci sono le ordinanze. Sono state date però, diverse tempistiche. Ci sono le ordinanze del traffico e sono quelle le tempistiche che poi vengono riportate dai giornali, cioè non è che il sindaco va a dire... anche annunciate dal sindaco più volte. Ma diciamo che quelli sono auspici, quelli erano auspici che si avevano, però perché purtroppo abbiamo visto, ma anche su altri lavori stiamo riscontrando che un lavoro con una data di fine è meglio non dirlo, guarda, questo l'abbiamo visto sulla nostra pelle, ma stesso riguarda anche le asfaltature, come ha detto, magari torniamo sul discorso delle asfaltature, molto spesso, cioè, per asfaltare le nostre vie vengono fatti dei bandi ai quali partecipano varie ditte e vince a volte una ditta triestina, a volte una ditta veneta, a volte una ditta da altre parti d'Italia. Spesso la fortuna ci fa avere le ditte brave che asfaltano in maniera decorosa e precisa, alcune volte le ditte che asfaltano, ma questo purtroppo se ne viene fuori magari un anno dopo, cioè non è che si vede immediatamente che non è stato fatto a regola d'arte. Come posso anche immaginare, è stato riferito dal nostro telespettatore. Purtroppo magari qualcuna è meno brava, come in tutti i lavori che andiamo a fare. Quindi per questo l'auspicio mio è quello che riescano a vincere, perché ci sono dei bandi a cui partecipano, quindi la vittoria al bando viene fatta in base all'offerta presentata, che riescano a vincerla le ditte locali, quindi c'è anche la possibilità dopo di andare a richiamare la ditta se eventualmente un lavoro è stato fatto male. Purtroppo accade che qualche volta vincano ditte non locali e pertanto andarla a richiamare 1 o 2 anni dopo è sempre difficile. La terza, poi dobbiamo chiudere solo questa un prima flash parte. su questo, perché siccome io sono d'accordo che dove è possibile vadano incentivate le aziende locali, c'è da dire che noi siamo una regione autonoma, che altre regioni autonome hanno legiferato in tal senso, penso per esempio al Trentino Alto Adige, dove nei bandi, nelle gare d'appalto, grazie a una legge regionale, c'è un incentivo specifico che è legato al fatto che se la ditta ha la sede vicino a dove deve fare il lavoro, effettivamente produce meno emissioni nello spostarsi dalla sede al cantiere e quindi anche per una questione ambientale viene dato un punteggio più alto alle ditte locali. Questa è una proposta che il Patto per l'Autonomia nella consigliatura scorsa ha fatto fin dall'inizio, che non è mai stata accolta dalla maggioranza. Magari su questo potrebbe esserci un cambio di passo nei prossimi mesi, per cui noi torneremo su questo punto chiedendo che la Regione legiferi in tal senso, perché ha la possibilità di farlo, sulla regolamentazione degli appalti e che preveda anche un incentivo appunto alle aziende locali, non solo per una questione di qualità ma anche per una questione di sostenibilità ambientale e economica, perché significa anche alimentare l'economia locale. Questo è un punto molto importante. Grazie a Riccardo La Terza e grazie a Stefano Bernovic per essere stati con noi questa mattina. Grazie, buona giornata a tutti, grazie. Pubblicità, tra poco di nuovo in diretta. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore regionale ad autonomie locali e immigrazione Pierpaolo Roberti. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a casa. Buongiorno Roberti. Senta, ieri è stata la giornata della presentazione delle linee programmatiche del Presidente della Regione, con poi tutti gli aspetti... E della Giunta. E della Giunta, sì, perché era il secondo punto all'ordine del giorno, la presentazione della Giunta, che era, diciamo, già avvenuta come illustrazione della squadra. Certo. Ieri era giusto presentare al Consiglio anche i componenti dell'esecutivo. Il Presidente ha trattato, diciamo, un po' tutti gli argomenti in maniera generica, perché è proprio stato un discorso di apertura su quelli che sono gli obiettivi. L'opposizione ha subito fatto l'opposizione, come detto ieri anche nel nostro servizio,
dicendo che si è guardato troppo al passato e poco spunto al futuro. Io entro nel suo assessorato, il futuro... Ma intanto mi verrebbe una battuta. Mi dica, sì, dopo se no parlo solo io. Immediatamente una battuta. Sì. Se il passato è 64%, 28%, guardiamo ancora il passato. Lo ha detto anche Giacomelli, me l'ha detto la stessa cosa. Adesso, a parte battute a parte, sì. Ieri è stata la giornata in cui ci sono delle formalità da fare, una sorta di cerimonia anche giustamente di tributo al Consiglio regionale, quindi è la giornata, come si diceva prima, in cui viene presentato ufficialmente la giunta regionale al Consiglio regionale, che è un organismo autonomo. Sappiamo che la giunta era già stata presentata anche in conferenza stampa, ma quella è l'occasione in cui ufficialmente il Consiglio si presenta, ed è la giornata in cui il Presidente traccia le sue linee programmatiche, cioè quello che vorrà fare durante il mandato. Questo si fa ad ogni inizio di mandato. È chiaro che questa è un'occasione particolare, perché come sappiamo è la prima volta da quando c'è l'elezione diretta del Presidente che c'è una riconferma di un Presidente uscente, che quindi ha tracciato una strada che naturalmente e ovviamente guarda anche al percorso fatto nei 5 anni passati. Avere quella continuità con una riconferma di un Presidente e di gran parte della squadra di governo e di maggioranza ha un aspetto fortemente positivo, il fatto che si possa andare in continuità e quindi prendere tutto quello che si è fatto ed evolverlo, non lasciarlo immutato, ma evolverlo senza stravolgerlo, come spesso accade, come molto spesso è accaduto quando c'è un cambio. Quando c'è un cambio totale, perché chiaramente ci sono visioni diametralmente opposte di come amministrare la Regione Friuli Venezia Giulia, e quindi il Presidente che arriva cambia e dà le sue linee. In questo caso non c'è tantissimo da cambiare, no, certo. C'è da sviluppare quello che abbiamo fatto, e soprattutto ci sono dei passi importanti ancora da fare, anche perché ricordiamo che la legislatura che abbiamo trascorso e che aveva visto all'inizio un discorso programmatico come quello che è stato fatto ieri, e comunque ha vissuto dei periodi che hanno stravolto completamente l'agenda di governo. Quando abbiamo iniziato nessuno si sarebbe mai immaginato 2020. Che sul tema della sanità sarebbe abbattuta la tempesta Covid, nessuno si sarebbe immaginato che sul tema dell'edilizia dei lavori pubblici si sarebbe scatenata la tempesta della mancanza di materie prime e poi del caro di materie prime. Quindi ci sono tanti aspetti che poi vanno governati nel corso dei 5 anni, ma le linee programmatiche ovviamente per questo sono abbastanza vaghe, perché poi in realtà quello che succede domani mattina lo scopriremo soltanto arrivando domani mattina. Assolutamente sì. E sul suo assessorato c'è sicuramente una strada già ben avviata riguardo alla riforma degli enti locali. Certo. Ieri ne ha parlato anche il Presidente, sperando che da parte del Parlamento, da parte della Camera e del Senato, ci sia una velocità anche di revisione, di presa di visione del documento che il Consiglio regionale ha approvato. Ma io non ho dubbi che questo succederà, anche perché ormai credo che non sia più il se ma il quando a questo esatto, punto. Ormai lo sarà, ma molto banalmente, e non perché c'è un allineamento del governo nazionale con il governo regionale, ma banalmente semplicemente perché ormai quella è una strada che vogliono tutti quanti percorrere. Sappiamo che la reintroduzione delle province elettive nelle regioni a statuto ordinario è qualcosa che ormai vogliono tutti, tanto il centrodestra quanto il centrosinistra, tanto i 5 Stelle quanto il PD, tutti lo vogliono, tutti lo stanno proponendo. Ci sono proposte di legge arrivate in Parlamento da tutte le forze politiche. Già siamo un vulnus in questo momento, siamo in una situazione particolare perché siamo l'unica regione italiana che non ha province. Sarebbe strano se arrivassimo al punto in cui addirittura le altre regioni ordinarie vengono introdotte elettive le province, già ci sono ma diventano elettive e noi ancora non le abbiamo. Quindi sarebbe qualcosa di assolutamente paradossale. Quindi ovviamente adesso stiamo aspettando la calendarizzazione. Sappiamo che c'erano dei voti importanti prima da fare, prima la legge finanziaria dello Stato, adesso c'è stato lo scostamento di bilancio che in sostanza vuol dire debiti per poter pagare la ripresa, quindi lo Stato si indebita per poter garantire quelle misure economiche che sono state approvate soltanto il 1° maggio, l'altro ieri annunciate dal Primo Ministro. Adesso però dobbiamo calendarizzare, aspettiamo la calendarizzazione di queste 2 modifiche importanti, quindi c'è una modifica ma che deve passare doppio passaggio Camera e Senato. Ecco, per spiegarlo, apriamo una telefonata, poi le farò una domanda sempre sulla riforma degli enti locali. Buongiorno. Pronto? C'è nessuno in linea? Buongiorno.
forse era in attesa ancora con gli ospiti precedenti. Le domando, per spiegare anche ai cittadini, la modifica così voluta da questo Consiglio regionale, cosa cambierà? Cioè, che apporto garantirà a questa regione rispetto al passato? Cioè le province future o province o come si chiameranno, cosa hanno di differente o di uguale rispetto a quelle che abbiamo conosciuto fino all'anteriforma? Su questo non posso dare una domanda precisa. Okay. Non posso dare una domanda precisa perché io mi sono posto un obiettivo fin dall'inizio della scorsa legislatura. Quello che sul tema non si possono fare grandi annunci. Okay. Noi abbiamo visto cosa succede quando si fanno le cose di pancia, perché c'è l'onda emotiva contro le province, perché vengono dipinte come il male assoluto e quindi se le togli hai risolto tutti i problemi del paese, perché di questo stiamo parlando. Noi abbiamo vissuto un periodo in questo paese in cui c'erano i libri, no? Di Rizzo e Stella, c'erano un po' la casta, si parlava delle province come qualcosa di una macchina mangia soldi che... C'è stata una volontà politica forte, quindi dovuta a una spinta mediatica, di cancellarle, promettendo che se si fossero cancellate quegli enti, alla fine avremmo risolto gran parte dei nostri problemi. In realtà sappiamo che non è così, anche perché il costo delle province non è stato cancellato, è stato semplicemente trasferito da altre parti, spostato in questo caso in Friuli Venezia Giulia nell'amministrazione regionale. È stato fatto anche male, perché quando fai le cose su quell'onda emotiva, le fai non ragionandoci su, ma di pancia, per raggiungere un risultato elettorale. Quindi di punto in bianco si è deciso, chiudiamo e spostiamo. Io non voglio fare lo stesso, non voglio riaprirle perché di pancia le abbiamo promesso e dobbiamo farlo velocemente, in fretta e in furia, per raggiungere il risultato. Lo facciamo un passo alla volta. Per questo noi, quando siamo partiti con gli enti di decentramento, che già esistono, quindi le scatole delle province già esistono, siamo partiti prima spostando una funzione, che era quella relativa all'edilizia scolastica superiore, ferma da quando erano state chiuse le province, perché non si batteva a chiodo, e adesso ripartita, ma con ingenti risorse già spese, quindi investimenti fatti, scuole riammodernate, superiori, eccetera. Poi siamo passati alla viabilità ex provinciale, che magari per la provincia di Trieste conta poco perché ce n'è poca, ma in altre province, Udine, Pordenone, ma anche Gorizia, la viabilità provinciale pesa e l'abbiamo spostata. Quindi vogliamo fare le cose passo dopo passo e capire di volta in volta quando l'ente è in grado di accogliere una funzione nuova e spostarla. Nel disegno futuro che abbiamo in mente, tutto quello che è gestione, quindi che non sia scrivere una legge, che non sia fare un programma di sviluppo, ma che è gestione materiale, pulisco, sfalcio, asfalto, costruisco, deve essere demandato a qualche altro ente e quindi alla provincia, perché la regione non è in grado di farlo, perché non è strutturata per farlo. Prima pensavo a come spiegarlo bene a chi ci ascolta da casa. Chi ci sta ascoltando sa che Tele4 è un'ottima televisione. Grazie, e ha degli ottimi professionisti. E vi faccio dei grandissimi complimenti. Grazie, perché siete degli ottimi, ma siete dei professionisti che sono bravi a fare i giornalisti in TV. Certo. Se domani vi dicessi di fare la carta stampata, sarebbe un'altra cosa. Sarebbe un'altra cosa. Sì, sì. È sempre giornalismo. Sei sempre giornalista, siete sempre giornalisti e raccontate sempre le notizie, però è un lavoro diverso. Allora è giusto che Tele4 faccia la televisione, ma poi che magari ci sia un altro giornale, il piccolo, a fare la carta stampata, perché siete professionalizzati e fate le cose in un modo diverso. La stessa cosa, fate sempre informazione, la stessa cosa vale per il pubblico, facciamo sempre amministrazione. Siamo sempre un ente pubblico che fa amministrazione, però noi siamo in grado di fare come regione, siamo in grado di fare determinate cose. Altre cose è giusto che le facciano altri enti che sono strutturati in un modo diverso e hanno delle professionalità diverse per fare altro e quindi gestione sul territorio. Ecco, lei mi ha parlato di due delle competenze che erano già in capo alle ex province, cioè i trasporti e l'edilizia scolastica superiore. Se dovessi andare a guardare anche ciò che già facevano le province in passato, ce ne sono altre. Adesso non voglio ricalcare, non è quello. Ce ne sono tantissime, ecco, ma ce ne sono anche tante, secondo me, che non sono mai state in capo alle province. Ecco, là volevo arrivare. Lei ha già in mente qualcosa, una anche? Guardi, noi nello scorso mandato ci siamo fatti preparare non funzioni, ma
un librone con i processi, tutti quei procedimenti che vengono fatti dall'amministrazione regionale. E dico librone perché io pensavo, saranno qualche centinaio? No, sono stati contati, e poi è finito il lavoro, ma ce ne potrebbero essere altri, 4.500 processi diversi. In mezzo a tutto questo, che tanta è materia puramente amministrativa, che può fare chiunque, ci sono tante cose che possono essere trasferite sul territorio. Guardi, le faccio un esempio, no? Quando noi finanziamo come amministrazione regionale, finanziamo un evento come la Barcolana è evidente che ha un respiro non locale sicuramente, né provinciale, potrei dire neanche regionale, perché in realtà è nazionale e internazionale. Internazionale. Ed è giusto che un contributo su una manifestazione di questo tipo venga dato dall'amministrazione regionale, perché c'è un interesse strategico regionale. Ma quando io do un contributo per una manifestazione, che quel contributo vale 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, quella manifestazione ha un interesse regionale? Già per l'entità del contributo evidentemente dimostra che è una manifestazione piccola. Cittadina. Quando dico piccola non voglio sminuirla, dico semplicemente che è legata a una realtà molto piccola. Allora, che l'amministrazione regionale finanzi la manifestazione culturale di Talmassons, che è conosciuta solo a Talmassons, che è vissuta solo a Talmassons, lo trovo un controsenso, non solo perché non vogliamo farlo, ma semplicemente perché io non la conosco nemmeno, non so cosa sia. E la finanzio qualcosa che non produce niente per la regione, che non dà nessun ritorno per la regione e che non conosco nemmeno, quindi non so nemmeno fare una valutazione se quei soldi sono spesi bene oppure no. Mentre un comune o una provincia, che sono più legati al territorio, possono sapere se quella è effettivamente una realtà che certo non ha un interesse regionale, nazionale, internazionale, ma magari ha un'importanza strategica per quel territorio, perché è giusto che anche il cittadino di Talmassons abbia la possibilità di avere un evento culturale a casa propria. E quell'amministrazione locale che lavora sul territorio conosce perfettamente quella manifestazione e sa valutare se effettivamente quei 2-3 mila euro sono ben spesi oppure se sono buttati anche sedati dall'amministrazione provinciale o comunale. Cioè tutto quello che può essere demandato più vicino al territorio e quindi può avere un contatto più diretto col cittadino, è bene che vada a scendere in basso. Quando parliamo di principi di sussidiarietà, no? È uno dei termini che si usa da anni e poi mai nessuno ha capito esattamente cosa significa. È proprio questo, cioè tutto quello che può andare in basso verso il cittadino, verso il territorio, verso il particolare, è bene che vada giù. È sempre sbagliato quando si cerca di accentrare verso l'alto, perché poi si perde il controllo di quello che sta accadendo sul territorio. Il contatto proprio con ciò che accade. Aveva una telefonata, poi pubblicità, buongiorno. Buongiorno. Sì, prego. Volevo, non so se l'assessore sia della sanità. No, però può dirla. Però domandi pure. Dirlo, va benissimo. Allora, buongiorno intanto e buona legislatura. Volevo dire, a riguardo della sanità, quanti medici pensate di assumere e quanti infermieri? Perché siamo a terra e nel più breve tempo possibile, perché siamo senza niente. Io aspetto da settembre l'anno scorso per una visita specialistica e non l'ho ancora fatta. Speriamo di non avere un tumore. Speriamo, sì. Grazie. Allora, andiamo in pubblicità, subito dopo poi apriamo un capitolo sulla sanità, anche perché è stato oggetto preponderante della campagna elettorale, ma ieri il Presidente lo ha anche detto proprio a chiare parole, anche sulla lista d'attesa c'è stato un intervento cospicuo della Regione. Ne parliamo tra poco.
Sempre in compagnia dell'assessore regionale ad autonomie locali e migrazioni per Paolo Roberti, in questo caso però... Quindi non sanità, però no, rispondo volentieri. Però infatti in questo caso però rispondiamo sulla domanda del telespettatore che riguarda la carenza di personale in sanità. Un problema nazionale in realtà. E non solo nazionale. E non solo probabilmente. È ma europeo, in questo momento europeo. Ma che sicuramente va affrontato nelle sedi opportune. In regione c'è la problematica delle liste d'attesa, lo ha detto anche il telespettatore riguardo alla sua esperienza, è proprio la carenza di professionisti. È stato il Covid ad allontanarli secondo lei? Intanto un giudizio così e poi una risposta a chi ha chiamato. Mi collego e faccio entrambe le cose, do un giudizio volante e poi do una risposta al telespettatore. Appunto, non avendo la delega sanità, però è uno dei temi su cui ovviamente si è dibattuto parecchio in campagna elettorale, è un tema particolarmente sentito, è un tema su cui anche ieri il Presidente a lungo si è soffermato. Il Presidente in tutta la campagna elettorale ha parlato molto chiaramente dicendo non racconterò slogan, parlerò di fatti, di quello che c'è, delle difficoltà che ci sono, di quello che possiamo fare e di quello che non possiamo fare, perché ci sono dei limiti fisici. Allora, io non voglio dare colpe a nessuno, io voglio semplicemente raccontare quella che è la situazione. Cioè, noi siamo, e appunto, prima dicevamo un problema non regionale, non locale, è un problema nazionale ed europeo e di ampia portata. Ma perché? Perché per anni si sono fatte determinate scelte, che sono state quelle di disinvestire sulla sanità. Anche quando in realtà dei governi mettevano un maggiore budget sulla sanità, in realtà quel maggiore budget era una finta. Era copertura? No, ma era una finta semplicemente perché non era proporzionale all'aumento del PIL. Cioè tu devi stabilire quanto vale un determinato budget quando è in rapporto con il prodotto interno lordo, con il PIL. Se l'aumento di PIL ti porta a un aumento percentuale, un determinato aumento percentuale per il quale dovresti mettere 100 miliardi in più sulla sanità, in realtà ne metti 50, non hai messo in più, hai messo 50 in meno. 50 in meno, chiaro. Ecco, tanto per capirci. Allora questo ha comportato tutta una serie di scelte nel corso degli anni, nel corso di tanti anni e di tanti governi che si sono succeduti, per i quali si è disinvestito sul settore sanitario in generale a livello nazionale e anche, come dicevamo, a livello europeo. Poi arriva il Covid, che ha messo a nudo tutti i problemi. No? Il Covid ha messo a nudo tutti i problemi e ha accelerato un percorso che già stava accadendo, quello che già stava succedendo, che quando disinvesti per tanti anni non hai materia umana e materiale umano a disposizione, perché disinvestire cosa vuol dire? Disinvestire vuol dire per esempio avere sempre meno borse di specializzazione per formare nuovi medici. Disinvestire vuol dire avere meno corsi di laurea per formare infermieri. Disinvestire vuol dire questo, vuol dire avere meno personale sul lungo periodo, perché quando tu parli di formazione di un medico parli di un percorso che dura non 5 anni, molti di più. Dura almeno 8 anni. Almeno il doppio. Almeno 8 anni, almeno 8 anni tra laurea e poi specializzazione. Quindi tutto quello che tu fai oggi, anche cercando di invertire completamente la rotta, avrai dei risultati tangibili sul numero di persone a disposizione fra 8 anni, non prima. Perché nel momento in cui io dico, ok, do la possibilità a più persone di specializzarsi, questo non le hai domani mattina, semplicemente, banalmente. Questo è un fattore, ma poi c'è un altro fattore su cui non abbiamo mai fatto i conti e che vale per tutti i settori del lavoro pubblico e privato. Il fatto che noi continuiamo a darci questa triste informazione sul fatto che ci sono sempre meno nati, che c'è un forte tasso di denatalità nel nostro paese e nella nostra regione purtroppo anche questo sta accadendo. Sì. Allora, quando tu per tanti anni hai sempre meno bambini che nascono, cosa succede? Che a un certo punto ti ritrovi nella condizione in cui hai una crescita esponenziale dei pensionati, cioè di chi è uscito dal mondo del lavoro, ma sempre meno persone che ti entrano nel mondo del lavoro, quindi hai uno squilibrio, più pensionati e sempre meno lavoratori. Ma questo è dovuto semplicemente all'età delle persone, demografia. alla demografia, all'andamento demografico di un paese.
Quindi si sono abbinate le due cose. Da una parte c'è meno forza lavoro in generale e quindi c'è meno persone da cui pescare per poter dire tu farai l'operaio, tu farai il medico, tu farai il notaio, tu farai l'avvocato. Ce ne sono di meno. Dall'altra parte l'invecchiamento della popolazione porta anche a un peggioramento delle condizioni di salute e delle condizioni di cronicità, quindi più anziani, più persone che hanno bisogno di cure mediche e più persone che hanno delle malattie che non vengono curate con una terapia e basta, ma che sono croniche e che vanno seguite per il resto della loro vita. Questo è il progresso, ma semplicemente la società non si è adattata a quel tipo di progresso. Poi l'aspettativa di vita è aumentata, l'aspettativa di vita è aumentata, queste persone per più tempo. Per più tempo, quindi c'è la tempesta perfetta, un percorso che purtroppo si era già avviato, che è stato peggiorato dalla condizione del Covid, che ha fatto emergere tutti questi problemi, ha creato anche la fuga di alcuni che si sono sentiti sotto pressione e se ne sono andati a cercare altre opportunità professionali. Perché dico tutto questo? Perché il tema, la domanda che faceva il telespettatore, non è quando assumerete. Noi assumiamo tutti quelli che servono, ma tutti quelli che troviamo, tutti quelli che sono disponibili sul mercato. Non è un problema economico, noi non stiamo tagliando, abbiamo investito il doppio rispetto alla legislatura precedente. Noi stiamo investendo una quantità di denari enorme sulla sanità. Il problema è che questi denari che stai investendo sicuramente li puoi investire per nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie le compri, sicuramente le puoi investire sulle strutture ospedaliere per ammodernarle, per renderle più efficienti, perché li costruisci, paghi l'azienda, la ditta di costruzioni e ti fa l'appalto di Catinara, tanto come Pordenone o Udine o Gorizia. Certamente puoi fare questo, ma quello che non puoi fare è mettere soldi per assumere personale, perché se non c'è io posso anche mettere i soldi e ne mettiamo quanti volete e ne stiamo mettendo e ne abbiamo messo, però il limite fisico è quanti riesco ad assumerne perché tanti sono sul mercato. Del resto questo sappiamo perfettamente che è un problema che stanno vivendo tutte le aziende anche nel settore privato. Quante volte abbiamo sentito dire che non si trova personale nelle aziende? Questo è dovuto allo stesso motivo. Qui c'è un aggravante che manca anche la formazione che è molto lunga. Per quanto riguarda le liste d'attesa, è uno dei dati che ha fornito ieri il Presidente nella sua illustrazione. 10 milioni, giusto? Siamo la regione che ha speso, tra le 3 regioni che hanno speso di più per l'accorciamento delle liste d'attesa. È chiaro che tu anche su questo hai dei limiti, che sono i limiti umani. Se non hai il personale, tu puoi pagare di più per cercare di sfoltire le liste d'attesa, ma a un certo punto arriva a dei limiti, perché se le persone sono quelle che fanno le visite, di più non puoi spremerli perché non possono stare là 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Certo. Sarà un percorso lungo, a livello nazionale, tanto quanto a livello europeo, si è capito che è stata una scelta sbagliata tagliare sulla sanità. Si sono presi tutta una serie di provvedimenti per riaprire, per riallargare le maglie, per poter riassumere, per poter formare di più. Le regioni ovviamente faranno la loro parte non appena ci sarà questo materiale disponibile per poter assumere, quindi investire ancora più risorse, e sono sicuro che sul lungo periodo vedremo dei risultati. E dico sul lungo periodo proprio per quello che dicevo prima: il Presidente non ha fatto promesse, questa non è una cosa che risolvi, una situazione che risolvi con la bacchetta magica, e nessuno lo farà mai e nessuno può farlo, perché quando senti che il problema che stiamo vivendo qua, e che è normale, dal telespettatore viene percepito come un problema che hai a Trieste, in realtà è il problema che hanno a Vienna, dove viene chiuso un ospedale perché non ci sono abbastanza medici, capisci che non è qualcosa che si può risolvere con una bacchetta magica o dovuto dalla volontà di uno o dell'altro. Semplicemente ci sono create delle condizioni per cui oggi stiamo soffrendo, e sulla sanità bisogna spingere ancora di più, e sono sicuro che Presidente e Assessore Riccardi faranno di tutto per poter mettere mano pesantemente a quel sistema e cercare di dare tutte le risposte che i cittadini del Friuli Venezia Giulia meritano, perché è una regione che comunque è messa meglio di altre regioni in questo momento anche dal punto di vista sanitario. Pubblicità nuovamente, a tra poco.
Dunque abbiamo parlato di enti locali con l'assessore Pierpaolo Roberti, con delega proprio alle autonomie locali e all'immigrazione, e la sanità affrontata attraverso la risposta a una telefonata ricevuta da un telespettatore. Ma ce n'è un'altra. Premetto che tutti questi argomenti sono stati anticipati ieri dalle linee di guida della Regione, dal Presidente Fedriga, poi trattati in maniera in qualche modo a capitoli, proprio perché era un discorso introduttivo di 5 anni da qui in avanti. Sentiamo ancora una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Nadia Bellina. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno Roberti. Buongiorno. Tre cose devo dirvi. Dunque, una, si parlava di medici che mancano. Io conosco una persona, una ragazza che è andata a fare l'università in Slovenia, sì, perché qui a Trieste il numero era chiuso. Uno. Poi un'altra cosa, dottor Gullotta, le ho mandato delle foto. C'è un buco pericolosissimo in via di Prosecco, andando dalla caserma verso Prosecco. Ha ceduto il terreno, quindi visto che abbiamo avuto già un morto in moto, vorrei che magari si prendessero subito dei provvedimenti, perché è molto pericoloso. Poi lo vedrete magari se il dottore glielo fa vedere. Sì, dottor Roberti. Poi un'altra cosa, io avevo presentato un progetto di massima per fare un primo soccorso a Opicina. Primo soccorso a Opicina, sì. Sì, volevo vedere se la Regione in qualche modo, insomma, ci dà una mano per fare questa cosa qui, anche perché così si agevolerebbe Catinara, perché se facciamo delle piccole cose sul territorio, che poi sarebbe non solamente Opicina, ma ho parlato anche con la sindaca di Morupino, la Tania Cosmina, anche lei è d'accordo, e poi tutto il territorio sarebbe molto, insomma, interessante. Chiaro. Vi ringrazio. Grazie. Buona giornata. A lei. A lei, arrivederci. Grazie. Allora, posteggiamo un attimo le domande, perché vedo pronta Laura Buccarella con il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, poi andrò anche a vedere le foto che mi ha mandato la signora Bellina. Così intanto guardo le foto. Così intanto guardiamo le foto. Intanto Laura, buongiorno a te, al sindaco e all'altra persona che, chiedo scusa, non conosco. Laura, mi senti? No, stanno facendo un po' di comizio per i fatti loro. Sì. Buongiorno Laura. Ah, ok, anch'io abito da vicino. Niente, parlavano dei fatti loro, quindi vabbè. Meglio staccare. Non svegliamo dove abita Buccarella e Cisinte, che magari non arrivino notizie. Sono affari loro magari. Allora, vediamo ancora un attimo. Laura, mi senti? A parte domicili e residenze. Scusa, è il brutto di uno che lavora, quasi. No, stoppiamo. No, sentiamo tutti fuori onda, che può essere simpatico in un altro contesto. Cancelliamo i fuori onda che sono pericolosi, andiamo a finire direttamente sul nazionale. Addirittura. Ogni tanto al volo rispondo, proviamo a rispondere a qualche volo, domanda. Sulla buca ovviamente non posso rispondere, perché non è materia dell'amministrazione regionale, e l'amministrazione regionale è quello che fa. Potrebbe occuparsi la provincia. Dipende se la strada è comunale o provinciale. Vero. E sicuramente se è una strada provinciale è una cosa di cui strada si dovrebbe occupare un ente provinciale. Ma per evitare anche questo, che ci sia un politico che poi viene qua e dice ma non è roba mia, cosa c'entro io, non è mica mia, e invece no, là c'è un politico che viene eletto dai cittadini per fare un determinato compito, che magari può essere anche semplicemente quello di tappare la buca su una strada che è diventata pericolosa e organizzare i lavori, perché là c'è una priorità e si stabilisce politicamente che quella strada è strategica e va curata e mantenuta nel miglior modo possibile. Ma al volo, prima si parlava di studentessa che è andata a iscriversi all'università a fare medicina a Lubiana perché qua c'era il numero chiuso, e questa era la questione che parlavo prima delle scelte, posto che secondo me non è solo questo, in parte questo è il problema del numero chiuso. Il vero problema molto probabilmente è quello del numero di borse di studio per le specializzazioni, cioè quello che viene dopo la facoltà di medicina, che è stato un problema. Tant'è che l'amministrazione regionale, già prima dell'emergenza Covid,
finanziava in autonomia delle borse di studio per le specializzazioni, quindi c'erano delle borse coperte dallo Stato, ma tutta una serie di altre borse di studio coperte invece dall'amministrazione regionale, che pagava per formare più medici rispetto a quelli che venivano formati dallo Stato con i stanziamenti statali. Chiaramente noi abbiamo dei limiti, non è che possiamo fare di tutto, anche perché non facciamo una programmazione di questo punto di vista. Facevamo qualcosa, ma non puoi fare di tutto di più. Quando parlo di cambiare il paradigma e di cambiare approccio rispetto al mondo sanitario, e penso che questo sia accaduto, penso a tutta una serie di scelte che devono essere fatte nuovamente, cioè magari decido di togliere il numero chiuso o nelle facoltà di medicina, decido di investire più risorse per le borse di studio e formare più specialisti, decido insomma di far riattivare un sistema, quello che dicevamo prima. Per quanto riguarda le buche, abbiamo visto la buca, dopo la guardiamo. Dopo la guardiamo. Per quanto riguarda il punto di primo soccorso, sicuramente c'è un tema. Nadia Bellina parlava di, che saluto, parlava di alleggerimento anche dell'ospedale di Catinara. Cioè uno dei temi non è soltanto la mancanza di medici nel sistema sanitario, ma anche tutta quella serie di accessi impropri ai pronti soccorso, che intasano i pronti soccorso e non rendono agevole quel lavoro. Cioè, si stima che circa il 70% delle persone che si recano al pronto soccorso potrebbero tranquillamente evitare di farlo, perché non hanno bisogno di un pronto soccorso. Avere dei presidi sul territorio vuol dire evitare che quel 70% si presenti in pronto soccorso e che il pronto soccorso si occupi solo di chi ha veramente bisogno, cioè chi ha una gravità rispetto al codice, quindi il codice giallo e non già arancione, rosso, che deve essere preso in carico per forza di cose da un pronto soccorso, da una struttura ospedaliera come quella può essere il Catinara. Quindi è sicuramente una valutazione che può essere fatta. Adesso non ho capito in cosa intende, come intenda cosa intenda come presidio, con quale persone messe là a disposizione. Sicuramente se lo scriverà sarà oggetto di valutazione da parte dell'assessore della struttura competente. Proviamo a ricollegarci con Laura Buccarella, in compagnia del sindaco di Monfalcone Cisint. Adesso dovresti sentirci. Buongiorno. Buongiorno a te Bernardo e buongiorno anche all'assessore Roberti. Sì, sono con il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e in compagnia anche dell'ingegner Enrico Englaro per parlarvi del nascente museo del municipio. Allora, come stanno andando i lavori? Davvero non sapevamo che ci fosse tutto questo, quello che vi faremo vedere fra poco, qui a Monfalcone. Resti medievali. Resti medievali, questo è un museo che noi abbiamo ereditato senza che ci fosse una prospettiva di appunto realizzazione e di fruizione, già che c'è anche l'assessore Roberti che saluto. Voglio sottolineare che questi fondi appartengono alla concertazione 2018 e quindi ringrazio la Regione perché grazie al finanziamento importante noi stiamo riuscendo a regalare non solo alla città di Monfalcone ma al Friuli Venezia Giulia un museo medievale molto bello, molto importante, che tra l'altro avrà la possibilità di essere fruito a giugno, momento in cui entro la fine di giugno dovrebbe essere completato, e vi dirò con una serie anche di complicazioni per riuscire a fare tutto, perché è molto recente il parere positivo ad esempio ottenuto dalla soprintendenza per quanto riguarda il restauro dei 90 pezzi che verranno inseriti. In questo momento c'è la possibilità anche dal bar municipio, storico bar municipio nel centro storico che è in fase di completamento, di poter già visionare ciò che si sta facendo. È una ditta molto capace, molto brava, ha già operato tutta la parte che è quella da restaurare, diciamo da pulire, e verrà completata a breve, ma la prossima settimana ci sarà anche il completamento, l'avvio e anche il completamento dei rivestimenti. Questo è un museo che racconta della città di Monfalcone dell'epoca. Abbiamo imparato tante cose, anche tra l'altro qui dietro pensi, e c'erano anche poi tra virgolette dei resti di alimenti che erano dell'epoca, mi pare che mangiassero ostriche,
addirittura qui dietro. Ecco, quindi siamo molto orgogliosi di quello che sta nascendo, perché in un contesto di cultura, anche del recupero delle identità e delle nostre tradizioni, questo rappresenta in centro una parte molto importante accanto al municipio, tra l'altro con l'evidenziazione anche delle mura che il centro storico, sempre con concertazione della Regione, e torno a ringraziare perché altrimenti veramente sarebbe difficile riuscire a portare avanti impegni così importanti per le città, si inserisce molto bene, dicevo, perché c'è un percorso che abbiamo immaginato con un contributo anche della Camera della Venezia Giulia per dare un'opportunità di visita ai monfalconesi, ma soprattutto a chi ha piacere anche di approfondire la cultura dell'epoca. Ecco, dal punto di vista tecnico, Sindaco, ma lo chiedo anche all'ingegnere, come si concretizzerà questo museo? Si potrà addirittura camminare sui resti appunto medievali, è così? Sì, perché appunto l'ingegnere Englaro, che è responsabile unico del procedimento, tiene sotto controllo la realizzazione, ma alla base c'è un progetto molto bello, tra l'altro condiviso anche con delle personalità, possiamo dire, della cultura e della storia, ma anche della realizzazione dei musei, e la possibilità di non solo apprezzare visivamente, ma di camminare con i cristalli che verranno posti sopra tutta la parte che adesso lei può vedere del pavimento, e anche il riportare i beni, almeno una novantina, restaurati, darà la percezione anche con delle metodologie nuove, che sono logicamente anche quelle della... Sì, ma anche il fatto di riuscire poi ad apprezzare una interattività, no? Anche in questo museo che sarà presente, ecco, ci dà la sicurezza che non soltanto chi si affaccerà con un caffè dalla parte del bar municipio, ma anche chi entrerà, l'ingresso sarà gratuito per la visita, rimarrà colpito. Ecco, siamo proprio, lo ricordo ancora una volta, all'interno proprio del Palazzo Municipale, sul fianco, quello che dà sulla piazza dell'Unità, no? In questo caso, non su Piazza della Repubblica, che è la piazza centrale di Monfalcone, lo diciamo insomma per i nostri telespettatori. Quali sono state le difficoltà di questo intervento e insomma quando pensate di terminarlo? Lo diceva già il Sindaco. Le difficoltà sono tecniche e progettuali, perché questo è un lavoro di equip tra uffici tecnici, sovrintendenza, perché è comunque ministero, e l'architetto Trotelli, che è progettista architettonico dell'allestimento. Quello che vedete adesso è uno stato avanzato grezzo, quasi finito, perché le opere importanti sono già completamente fatte, cioè restauro delle murature sotto, cioè il tracciato da città medievale, per quello che si può vedere in queste due stanze che sono circa 70 metri quadri. La spesa complessiva ammonta a un po' più di 600.000 euro e quello che vedete voi dove siamo noi è la pavimentazione nuova, sollevata, per fare una passerella che renda possibilità ai visitatori di visionare tutto, sia le bacheche di esposizione, esatto, sia la città vissuta e riportata alla luce, e anche mostrare tutti i reperti restaurati, con anche una storia illustrata dal punto di vista storico, quindi degli allestimenti. Con una cisterna che anche poi racconta della vita dell'epoca. È stato emozionante per me, ad esempio, quando Gaddi, che è stato uno degli artefici anche del racconto, diciamo, della storia, ecco, ci ha rappresentato la vita di allora, ti immergi in quella che è stata la Monfalcone di quegli anni, ed è veramente molto bello. Per cui noi alla fine di giugno, a proposito di date, adesso abbiamo ricevuto dal sostituto soprintendente in questi giorni l'ultimo ok di cui avevamo bisogno, se necessario. Ovviamente qui c'è una difficoltà maggiore rispetto ad altri lavori, perché ci sono, come ha detto l'ingegnere Englaro, tanti attori che collaborano o collaborano poco talvolta, però ecco, noi alla fine di giugno dovremo essere pronti per l'inaugurazione. Dovrebbe coincidere anche, speriamo, stressiamo tutti perché ciò avvenga, però dovrebbe essere anche coincidente con i tempi di inaugurazione sicuramente della Piazza della Repubblica, con la fontana che la prossima settimana verrà appunto installata, e questo Museo del Municipio, che ha un accesso, come ha detto bene lei, anche il municipio, e percorre le mura di allora.
Ecco, quindi è tante cose da vedere. A Monfalcone sarà una Monfalcone completamente rinnovata. Allora, due parole ancora sui lavori che si stanno svolgendo proprio qui fuori, no? In Piazza della Repubblica, e coinvolgono naturalmente anche la Piazza Unità per una certa parte. Sì, un centro storico riqualificato, grazie al nostro bel progetto, ma soprattutto grazie al fatto che la Regione ha compreso, e forse è uno degli investimenti che nella storia di Monfalcone ha avuto un impatto economico maggiore. C'era un gran bisogno, addirittura abbiamo trovato sotto al pavimento della piazza delle situazioni che chi ci ha preceduto sicuramente non ha valutato come avrebbe dovuto, e quindi era necessario. Però è un centro storico che ripercorre la storia della città, anche dal punto di vista simbolico, quindi con il biscotto ricreato con la differenza dei colori e dei materiali, con una fontana che sarà molto bella dal punto di vista anche così estetico, però che ha un significato architettonico e storico importante. Sotto ci passa la Roggia, quindi il richiamo dell'acqua ha un'idea di questo tipo. E poi con un parco che aveva assolutamente bisogno di essere ricreato in Piazza Unità. Anche da questo punto di vista noi abbiamo avuto, come tutti quelli che lavorano, una serie di difficoltà e di criticità, perché mettere assieme anche durante il periodo Covid, mettere assieme persone che lavorano su diciamo, lavori così diversi non è facile, non è stato facile, però siamo, anche questa mattina lo verificavamo, addirittura d'arrivo, quindi il 2023, l'estate 2023 dovrebbe avere la Monfalcone del centro storico completamente rinnovato e con degli altri lavori in partenza di cui non so se avete piacere che accenniamo, ma che metto solo il titolo. La galleria la Galleria Rifugio, di cui abbiamo ovviamente il finanziamento e di cui abbiamo oggi un progetto definitivo approvato con i pareri, quindi siamo a buon punto anche lì. Abbiamo già individuato anche il percorso dal punto di vista, diciamo, degli arredamenti e anche dell'importanza che avrà a rivivere in una galleria rifugio che è esattamente come quando c'è stata la guerra e che guarda alla Rocca, ecco, un'ulteriore messa a sistema di ciò che noi riteniamo molto importante, cioè guardando avanti, ma il recupero e la consapevolezza delle nostre radici. Un tassello, insomma, del recupero storico di Monfalcone. Allora, Sindaco e Ingegnere, ci diamo appuntamento all'inizio dell'estate più o meno, insomma, per l'inaugurazione di questo bellissimo museo e della nuova Piazza della Repubblica, con tutto quello che ci ha raccontato. Grazie, senz'altro, e voglio ringraziare anche voi, perché così raccontarlo per noi è molto importante, farlo sapere è veramente decisivo. Grazie, grazie davvero. Allora, se non avete domande da studio, Bernardo, vi restituiamo la linea. Grazie Laura, grazie per il contributo in compagnia del Sindaco di Monfalcone, che quando parte non si ferma più, abbiamo ben inteso che di argomenti ne ha e non pochi. No, eventualmente avrei chiesto se il Sindaco aveva qualche domanda o qualche richiesta da fare all'assessore Roberti, altrimenti noi chiudiamo questi ultimi 10 minuti scarsi con l'assessore. Ecco, chiedevano da studio se per caso il Sindaco ha qualche richiesta da fare all'assessore Roberti che è in studio. Ma intanto lo saluto, gli faccio i complimenti, come lui sa sì, potrei iniziare, ma sono certa che avremo modo a breve di ragionare, e devo dire che l'assessore Roberti, il presidente Fedriga, nei confronti di questa città molto complessa hanno avuto sempre molta attenzione, comprendendo bene una serie di questioni, per cui a breve noi ci faremo sentire, ma volevamo, no ingegnere, abbiamo già immaginato... È quasi una minaccia, no? È affettuosamente un arrivederci, a presto. Grazie. Va bene, grazie davvero, naturalmente era ironica il mio commento. Quanto. Allora, grazie, vi restituiamo la linea. Ancora un saluto appunto anche all'assessore Roberti. Grazie Laura, grazie agli altri ospiti che avevi con te. Posso, Prego, per spiegare una cosa, perché il sindaco Cisint non mi sente, non poteva sentirmi perché ho visto che non era collegata. Sì, era solo Laura, era collegata in cuffia. Esatto, la saluto da qua e saluto anche ovviamente la Laura Bucarella. Ha parlato di finanziamenti della regione, di concertazione, no? Sì. Ci tenevo solo a spiegare questa cosa qua al volo in modo più semplice possibile, perché
Noi spesso ne abbiamo parlato anche l'ultima volta quando sono stato in questi studi intervistato da Ferdinando Avarino, si parlava di deleghe, quelle mie, che non sono molto visibili, no? Sul territorio, sono un po' nascoste di sistema di retroguardia. Quando parla di concertazioni parla di uno strumento che è stato sostanzialmente sviluppato da noi la scorsa legislatura ed è un metodo di confronto con i comuni. Concertazione cosa vuol dire? Vuol dire che ti metti tu, amministrazione regionale, in questo caso l'assessore alle autonomie locali, e dall'altra parte il sindaco di un comune che dice, e si mettono d'accordo su quale opera finanziare. Quindi c'è il sindaco Cisint che dice presto mi farò sentire, proprio perché questo è un metodo che abbiamo scritto in norma. Ci si siede metaforicamente intorno a un tavolo e si dice guarda, il sindaco mi dice guarda, per me è importante finanziare quest'opera, e io posso dirgli no, guarda, secondo me questo no, però potremmo fare in un altro modo, e ci si mette d'accordo su come sviluppare un determinato territorio. In una legislatura noi abbiamo messo con questo sistema. Qui si parlava di 2 opere finanziate, ma in realtà solo a Monfalcone c'è il canale Valentinis, dove si stanno facendo dei lavori di riqualificazione importante, sempre con le risorse della regione, di un museo che diventa adesso un museo che valorizza dei reperti archeologici che erano stati abbandonati, di una piazza che viene completamente riqualificata, ma c'è tanto altro ancora. In questi 5 anni di legislatura, con questo metodo, nei comuni che vanno da Trieste a Sappada e da Tarvisio a Lignano abbiamo messo qualcosa come 550 milioni di euro di investimenti per opere pubbliche, oltre $500 miliardi di euro che sono partiti dalla direzione delle autonomie locali, la direzione che ho avuto l'onore di presiedere e alla quale ho ancora per altri 5 anni l'onore di presiedere. Oltre $500 miliardi di euro in opere pubbliche, cioè quando un comune come quello di Monfalcone, come quello di Trieste annuncia un'enorme opera pubblica, molto spesso dietro c'è quella concertazione nella quale io con il sindaco ci siamo messi intorno a un tavolo, abbiamo deciso cosa era opportuno fare, cosa non era opportuno fare, rivedendo magari il progetto perché magari era esagerato rispetto alle reali necessità, oppure addirittura dicendo no guarda, tu hai chiesto 1.000 ma preferisco dartene 2.000 perché secondo me va fatto ancora di più. Quindi mettersi in contatto con la regione per poter stabilire cosa è opportuno fare sul territorio nell'ottica anche di uno sviluppo che non riguardi solo il locale ma che riguardi un intero territorio molto più ampio, perché quando parliamo di un museo come quello lì dai la possibilità magari a chi è interessato a un determinato tipo di architettura di poter dire vado a Monfalcone perché so che è stato messo in esposizione un qualcosa che prima era completamente nascosto e abbandonato e anzi fino a qualche anno fa non si sapeva nemmeno che esistesse. Senta, l'altra sua delega è quella all'immigrazione. Sì. Ecco, io mi scontro molte volte con molte domande, dico scontro non a caso, perché sul tema immigrazione, secondo il mio giudizio, che non vuol dire che è così, però è un punto di osservazione, in molti non riescono ancora a delimitare il confine fra le competenze regionali e quelle che non sono regionali. Come può intervenire la Regione in questo assessorato sulle politiche migratorie? A supporto. Noi possiamo supportare tutto quello che riguarda i confini. Se noi pensiamo uno Stato perché esiste, perché ha una delimitazione, ha dei confini. Se ha dei confini in quanto Stato, evidentemente è una competenza statale il controllo dei confini. Quindi è tutta parte che riguarda lo Stato. Noi possiamo dare un supporto come abbiamo fatto, cioè quando si parla, adesso lo cito a mero titolo d'esempio, ma non perché sia questa l'unica iniziativa fatta, anzi ce ne sono tante. Quando si citano per esempio le fototrappole acquistate donate alle forze dell'ordine per poter anche individuare passer, rotte clandestine eccetera, quella è un'operazione di supporto, non posso utilizzarle io per fermare il clandestino. Non lo può fare la regione, non lo può fare il comune, lo può fare solo lo Stato. La regione cosa può fare? Può dire guarda, prendi, ti regalo uno strumento che è utile per poter contrastare l'immigrazione clandestina. Può fare pressing politico, può dire alla politica nazionale guarda, qua c'è un problema e secondo noi va risolto così, così e così. Può individuare soluzioni per chi è già arrivato. La politica regionale può dire
No, a me, come persuasione politica, a me l'accoglienza diffusa non piace, preferisco avere un CPR in più, perché secondo me i clandestini non vanno accolti e lasciati nell'accoglienza diffusa, vanno messi nel CPR perché sono clandestini e nel momento in cui non ottengono lo status di rifugiato vanno rispediti a casa loro. Però la creazione del CPR non è competenza regionale. Difatti. Il CPR, cioè è un indirizzo quello che dà la regione. Può dare un suggerimento. Un suggerimento. È chiaro che fino a quando lo fa una forza politica, un esponente politico in quanto tale, lascia il tempo che trova. Sì, esatto. Quando lo fa un ente importante come l'ente regionale ha un peso politico maggiore e quindi ovviamente il governo cerca di venire incontro a quelle che sono le istanze del territorio. È chiaro però che quando parliamo di un tema complesso come quello dell'immigrazione, ed in particolare sulla rotta balcanica, ancora di più sulla rotta balcanica rispetto all'emergenza sbarchi sul canale di Sicilia, i fattori in gioco sono di più. Perché dico che è più particolare e più complesso ancora? Perché mentre sul canale di Sicilia l'Italia è paese di primo ingresso e quindi ha tutta sua la responsabilità, può decidere perché ha il controllo dei confini e l'Italia in quel caso è paese di primo ingresso. Quando parliamo di rotta balcanica dobbiamo riferirci a altri paesi, perché non siamo paese di primo ingresso, quindi noi non abbiamo una frontiera fisica, non abbiamo la polizia di frontiera perché siamo in area Schengen e anche la Slovenia lo è e anche la Croazia dal 1° gennaio lo è. Quindi la complessità sta nel fatto che lo Stato, e ancora una volta di più lo Stato, non sicuramente la Regione, può confrontarsi su questi temi con altri paesi esteri, quali la Slovenia e la Croazia, che in questo momento, a mio avviso, potrebbero fare molto di più. Dico potrebbero fare molto di più perché rispetto al tema delle riammissioni che sono partite da parte, sappiamo che erano state fermate, sospese per quasi di 2 anni, sono ripartite col ministro Piantedosi, ma per fare le riammissioni non basta la volontà di un solo paese, quindi in questo caso l'Italia, dopo la direttiva che ha dato il ministro dell'Interno Piantedosi, serve anche lo Stato che riceva. Certo. E quindi la Slovenia che dovrebbe ricevere molto di più rispetto a quello che sta ricevendo in questo momento, e la Croazia che da paese frontiera esterna dell'Unione Europea dovrebbe fare di più per salvaguardare quella che è una frontiera non più soltanto croata ma dell'intera Unione Europea. Allora, su questi temi so che il governo si sta muovendo e si sta confrontando con e sappiamo che ci sono stati più vertici anche a Trieste rispetto al tema ai Balcani, vertici che hanno a che vedere su un po' di tutto, sulla situazione di tensione che ci sono ai Balcani, sull'economia, ma anche sul tema delle migrazioni e della rotta balcanica che oggettivamente va tenuta sotto stretta osservazione. Faccio ancora solo un flash perché visto che siamo tardissimo, grande notizia, comunque in ogni caso la nomina di un commissario straordinario. Un commissario straordinario che è conosciuto, prefetto Valenti, perché è stato prefetto di Trieste, commissario di governo in Friuli Venezia Giulia, molto apprezzato, e soprattutto perché conosce bene il tema della rotta balcanica, ma anche perché la nomina commissariale permetterà, e io conto di poterlo vedere nei prossimi giorni, permetterà di prendere tutta una serie di iniziative in tempi molto più rapidi rispetto alla normale amministrazione. Le procedure sono più snelle con il commissario. Grazie all'assessore Roberti per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Ci fermiamo qui, arrivederci.